non avere tessere di un partito? Cosa vuol dire non far parte del cerchio magico? Cosa vuol dire dare tante o ricevere tante pugnalate? Vuol dire che non appartieni al circuito, e quando non appartieni al circuito, anche può essere il più brava, la più buona, il più onesto, non gliene frega niente alla politica e cercano di boicottarti. Parla una che di queste cose se ne intende parecchio, perciò se qualcuno dice che non è vero quello che dice la Mirella, se per cortesia può fare il confronto, che a me piace da morire, perché non può continuare così. Voi avete sentito ieri quando io ho chiesto alle segreterie di partiti di non guardare la persona ma la competenza. Noi abbiamo bisogno di competenze, che siano sindaci, assessori, consiglieri, presidenti, ma di competenze per portare veramente fuori dal tunnel questo meraviglioso paese. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Grazie sindaco. Buongiorno Mirella, di grazie essere a te, buongiorno qui a tutti. con noi. Abbiamo anche Michela Piccoli, vediamo questa grande donna, questa guerriera assieme ad altre mamme, ad altri papà che stanno cercando di capire cosa sta succedendo ai loro figli e perché, come dice Mirella, qualcuno sapeva e non è intervenuto su una cosa gravissima che ha fatto del male non solo a Michele e a tutte le famiglie, ma al territorio. Il silenzio ha senso perché ha tanti soldi, perché è un uomo importante, perché poi ci troviamo coi FAS dappertutto. Ma non importa, sentiremo cosa dice Michele e la battaglia che stanno facendo. Saluto anche Vincenzo Allegra, vicepresidente APE. Buongiorno Allegra, dopo tanto eccolo qua. Sentiremo anche dalla parte dei ristoratori come sta andando, si apre una primavera bellissima, strepitosa, sentiremo cosa ci racconteremo. Però prima di tutto vorrei andare da Michela Piccoli. Allora Michela, non so se hai sentito il mio esordio questa mattina, perché se non cominciamo a scaldare i motori adesso che abbiamo forse, non sono ancora sicura, il coltello dalla parte del manico, anzi invito tutti ad andare a votare, per cortesia andate a votare, anche se vi chiudete il naso, le orecchie, non parlate, ma andate a votare. Michela, cosa ci dici? Com'è la situazione dal tuo punto di vista? Oggi è il 1° aprile, perciò non è uno scherzo d'aprile, ma soprattutto quello che secondo te senti. Cosa senti a livello di giustizia, a livello di partecipazione, a livello anche di sicurezza pubblica? Prego Michela. Grazie Mirella intanto per avermi dato questa opportunità di creare sempre informazione e consapevolezza. Io voglio essere positiva perché il processo sta andando avanti e siamo, diciamo così, alla fase finale del processo, per cui questa azienda che ha inquinato adesso dovrà fare i conti con la giustizia. Voglio pensare che la giustizia è uguale per tutti, ne voglio pensare positivo proprio per i nostri figli, per dare anche a loro una speranza che tutte le nostre fatiche abbiano avuto e abbiano un senso, sia per loro ma anche per i loro figli, perché dobbiamo ricordarci che il futuro non è più il mio futuro, forse non è neanche il futuro dei miei figli, ma sarà il futuro dei nostri nipoti, se riusciamo ad ottenere giustizia. Perché durante tutto questo processo è emerso sotto tutti gli aspetti come questa azienda e come, diciamo così, gli esponenti di questa azienda sapevano benissimo quello che facevano. Lo sapevano con cognizione di causa, avevano le idee perfettamente chiare, sapevano fin dall'inizio che stavano inquinando e se ne sono, diciamo così, altamente fregati. Per cui questo processo per noi abbiamo delle aspettative grandi sulla finale di questo processo, perché la giustizia deve essere fatta. Davanti a una situazione del genere deve esserci vera giustizia e noi è questo che ci aspettiamo. Inoltre una grande novità di questi giorni, proprio del 13 marzo, appunto che con il decreto legge 260 che è stato approvato appunto dal Consiglio dei Ministri, adesso deve passare al Parlamento, c'è questa nuova legge che va ad abbassare, diciamo così, in maniera considerevole i limiti sui PFAS.
È chiaro che noi come genitori vogliamo zero limiti, però da qualcosa bisogna partire e bisogna anche capire che il governo finalmente sta facendo un piccolo sforzo che comunque noi apprezziamo, ma che non è sufficiente. I FAS devono essere messi al bando, cioè la produzione dei PFAS non ci deve più essere. Chissà se andrà a buon fine. Io credo proprio di sì, perché ormai, come è emerso dallo studio di Greenpeace, tutte le regioni italiane sono coinvolte, chi più, chi meno. Il Veneto è diciamo così la regione maggiormente inquinata, insieme al Piemonte con Alessandria e Spinetta Marengo, ma i PFAS vengono utilizzati da tutta Italia e ricordiamoci che il loro utilizzo poi in qualche modo va a finire in un rifiuto oppure in un prodotto di lavorazione, per cui siamo tutti quanti esposti. Ecco, io spero che questo avvenga il prima possibile e che questo governo possa fare qualcosa. Tutto qua. Guarda Michela, ti ringrazio tantissimo perché ne vediamo di tutti i colori tutti i giorni, dalle mense scolastiche a un po' tutto, diciamo, ai pesticidi. Io mi ricordo quel giorno che è venuto quel prete scandalizzato che ha detto che qualche moglie di qualche noto viticoltore molto importanti anche vanno a prendere questi pesticidi all'estero, poi li portano qua e li distribuiscono. E questo prete che ha avuto il coraggio di dire cose veramente terribili per la salute, ma io quello che mi domando e lo chiedo al sindaco Marco Della Pietra, perché io mi ricordo quel giorno, non so se c'eri tu Michela, che avevo il sindaco di Trissino, perché poi la patata passa ai sindaci, ma non c'entrano niente, magari eletti l'ultimo momento, l'ultima volta, e che si ritrovano su questa patata perché sono loro responsabili della salute dei loro cittadini. E mi ricordo che il sindaco di Trissino era molto in imbarazzo alle mie domande, cosa sta succedendo, perché questo. Sindaco Della Pietra, lei ha sentito questa mamma che rappresenta tante mamme, avete sentito la preparazione perché devono impegnarsi, studiare, capire, leggi, fare manifestazioni, essere in tanti, perché in politica se conti quando sei in tanti, quando hai numeri alti. Lei da sindaco, un sindaco anche in prima linea nel territorio, specialmente per la salute pubblica, mi ricordo sempre ogni tanto che lei cita i suoi figli, mia figlia, mio figlio, perché è importante capire che è per loro che ci stiamo dando da fare, perché questa è la verità, come dice Michela, chissà se i miei figli o i nipoti, però io intanto mi sto battendo per loro. Prego, sindaco. Sì, questo è un argomento del quale abbiamo parlato anch'io e te molto spesso anche a telecamere spente, e mi dicevi anche quali erano i sintomi e le conseguenze che hanno questi ragazzi. Noi sappiamo che qui nel Trevigiano forse è sentita un po' meno, chiedo scusa, non è cinismo questo, dico la realtà dei fatti, perché probabilmente era la zona del Vicentino quella più colpita, e noi siamo bravissimi a fregarcene quando le cose non ci toccano da vicino, no? È una prassi squisitamente italica, ma credo che anche nel resto del mondo funzioni così, no? Quando una roba ce l'hai tu ti batti, quando non ce l'hai tu, no? Beh, che si arrangino chi ce l'ha, e questo è profondamente sbagliato. Io sono convinto che si debba comunque lavorare tutti e quoto a pieno quanto è stato detto, e mi auguro davvero che ci sia un taglio in ordine ai PFAS, però è anche vero che non vorrei che poi dopo fosse introdotto qualcos'altro, no? Perché anche questa è una cosa squisitamente nostra, no? Si elimina magari un problema o si diminuisce drasticamente magari l'uso di un qualcosa per poi usarne dell'altro o trovare la normativa che ti permetta di usare dell'altro. Ecco, che la legge venga fatta, ma che sia una legge restrittivissima e che non permetta di essere aggirata, perché questa è una cosa purtroppo che accade spesso. Capisco il sindaco, capisco l'imbarazzo del sindaco, ma è un imbarazzo a livello
generale. Io credo che sia un imbarazzo più a livello di essere umano che non di sindaco, perché è vero che il sindaco è il primo, è la prima tutela della salute dei propri cittadini, è vero anche che per le cose non di sua competenza non può fare più di tanto, è evidente questa cosa qua. Però quando si sentono certe notizie, quando soprattutto si tocca con mano la drammaticità, no? Degli effetti di un uso sconsiderato, ecco, di una ma non solo sconsiderato, anche doloso, perché quando sento dire sapevano quello che stavano facendo è evidente che c'è il dolo, quindi quando uno fa una cosa cattiva e sa di farla, se ci sono le prove. Sì, no, ma infatti ho riportato proprio perché è ancora più grave, no? Ti senti in imbarazzo come essere umano, non tanto per il ruolo che occupi. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi andiamo anche dall'altro gradito ospite, che sentiamo cosa ci dirà invece Vincenzo Allegra come ristoratore, la salute e la sicurezza nel cibo che mangi. Allora andiamo da Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro, numero 1 stamattina, vai! No, guarda, mettimi il numero 10. Era vago tutta scheggia. Allora, intanto premetto, mio papà sta a tempi del Duce, 7 anni in carcere, si è trovato davanti una volta anche a portone d'esecuzione. Mia mamma che ha perso il primo marito perché non voleva essere deportata in Germania in fabbrica, per scappare in laguna e i tedeschi lo ammazzati. Quindi per dire che mi non ho problemi assolutamente. Però porca sossa, cioè una settimana fa un giudice in Turchia che arresta il sindaco di Istanbul. Lo arresta e come conseguenza questo sindaco qua non potrà più candidarsi alle elezioni prossime in Turchia. Ieri la stessa cosa in Francia, un giudice ha beccato Le Pen, che da qua a me non me ne può fregare di meno, e la ha condannata. Ma qual è la curiosità? Che delle 3 pene per Le Pen, le prime 2, cioè la multa pecuniaria e gli anni di carcere, poi viene sospesi a iniziare da dopo l'eventuale appello, mentre l'esclusione alle prossime elezioni presidenziali in Francia, poi parte da subito. Cioè dico, ma porca miseria, ma ne trattino da cretini ignati del popolo. Stamattina in televisione ho visto una teoria, una serie di musi falsi da sberle, dire, ma sa, se un giudice dice che è colpevole bisogna... no cavolo, cioè, o va una regola, o la vai sempre o non la vai mai, non devi essere ipocriti. Chiudo con 2 cose, 2 pericoli grandi secondo me. Attenzione che fascista è chi toglie agli altri il diritto di parola e di espressione, di far politica, sia nei talk show, quando ci sono persone che appena che sente una parola che non va a interrompere chiunque, sia anche chi fa queste porcherie qua. Cioè, questo per me è fascismo, e fascismo è capace di farlo anche il più dichiarato antifascista del mondo se si comporta in questa maniera. Attenzione, 2 e chiudo. Uno può dire, ma Vladimiro, per carità, ma noi altri che abbiamo altri problemi adesso, l'RSA, per carità, capite? Però se eravate così, attenzione, che il giorno che veniva tra capo e collo una tegola immensa fatta da gingillini, per esempio, come von der Leyen, come Draghi, chi ti dice, da domattina tutti questi centinaia di miliardi spostiamo da questo capitolo a quest'altro, e siccome che c'è Putin che ne fa pericolo mettiamo limitazioni alle leggi via parlando, voi altri che adesso di sì, ma noi altri abbiamo altri problemi, benissimo, però i casi vostri, cioè dopo dovevi accettare e anche in silenzio, perché certe cose che all'apparenza quei poche detto l'amministrazione iniziale, cioè quelle persone che fa i danni alle persone come te, che vuole seguire e risolvere i problemi piccoli, perché noi pensa anche altre cose. Quando che deciderà nei grandi vertici di spostare schede, leggi, via parlando, quei più piccoli come gli altri deve mangiarsela. Chiudo, proprio giuro, per quello che poi va a essere Veneto libero al 1000%. Hola, ciao a tutti. Abbiamo sentito le riflessioni di Vladimiro conforme da dove guardi la medaglia, da che parte stai. Perché io mi dico una cosa, poi sentiamo il sindaco, voglio sentire anche Vincenzo e anche Michela. Allora a questo punto io direi di capire
quando la politica difende un cittadino che viene colpevolizzato. Noi vediamo sempre che la politica si muove quando toccano i politici, i loro politici. Allora, se i giudici ogni volta sbagliano, sempre sbagliano, allora io mi domando perché teniamo i tribunali, perché teniamo i giudici. Allora mi sembra che ci siano 10 anni di veramente di scrupolose indagini, sia vero o non sia vero, non si sa, però qualcosa ci sarà di vero. Io mi domando, ad esempio, quando danno gli ergastoli e poi vengono tolti gli ergastoli. Allora, tutti quei giudici che hanno dato l'ergastolo non hanno capito niente, perché gli altri hanno detto no, non è possibile. Ecco, omicidi, femminicidi dopo anni e anni che vengono rispolverati perché qualcosa non va, si è scoperto qualcos'altro. Io mi domando, ma in Italia chi è il colpevole? È sempre il cittadino? È sempre il cittadino che sbaglia? E quando sbaglia una virgola, no quando sbaglia tanto, quando sbaglia una virgola. In politica, in certa politica, in molta politica non mi sembra che succeda questo. Arrivano alla prescrizione, la prescrizione vuol dire che viene cancellato tutto, però per arrivare alla prescrizione deve avere una montagna di soldi. Allora arrivi alla prescrizione e anche se hai sbagliato, ma con fior di avvocati che guarda, cioè il penale vuol dire che io ti devo difendere a qualsiasi costo e tirarti fuori e non andare in galera. Perciò l'avvocato fa quello e se tu hai tanti soldi, guarda che ce la fai arrivare alla prescrizione. Abbiamo le prove che è questa. Però detto questo noi ascoltiamo volentieri le vostre riflessioni perché è giusto farle. Io però, come dice la Michela, credo anche nella giustizia, perché se non credo nella scienza, nella ricerca, nella giustizia, mi domando a chi devo credere a sto punto, a chi devo credere. Allora sentiamo Vincenzo Allegra, cosa ne pensi? Se tu sbagli, Vincenzo, cosa succede se non paghi l'INPS, l'INAIL, non paghi le tasse? Tu sorridi, mi viene da piangere perché funziona così. Ecco, cosa ti fanno? Ti chiudono il locale oppure il plateatico non è a norma, cioè proprio via tutto. Eppure vediamo delle cose incredibili in politica. Prego. Diciamo che il problema è sempre quello: se si ha qualcosa da perdere, purtroppo si è un po' schiavi della situazione, logicamente. Se non si ha nulla da perdere, un po' te ne freghi. Se qua ci dimentichiamo di pagare qualcosa, sicuramente nel giro di pochi giorni arriva già subito una segnalazione da vari enti che ti dicono guarda che qua non hai pagato. Il problema è dopo il fatto che quando si è in difficoltà nei pagamenti e magari si riesce a pagarli con un po' di tempo, dopo ci ritroviamo a pagare multe salatissime, more salatissime, arrivi a pagare quasi il 30, 35, 40% in più di quello che era il costo iniziale. Diciamo che nel momento di difficoltà lo Stato, più che darti una mano, ti dice bene, hai un problema, va bene, paghi fra un anno, però al posto di pagare 100 ne paghi 140, 150. È una specie di strozzinaggio legalizzato. Ecco, su questo aspetto bisognerebbe un attimo ragionare. Se un'attività si trova in difficoltà, e insomma negli anni scorsi le difficoltà sono state enormi, ancora adesso non siamo fuori ancora dal tunnel, però ricordiamoci che c'è stato dietro un Covid, dopo il Covid c'è stato l'aumento drastico di tutto il costo delle materie prime, delle utenze, siamo arrivati a pagare follie. Mi ricordo che mi pare nel 2021 abbiamo pagato più del 120% il costo dell'energia, insomma un'azienda sana si è trovata fortemente in difficoltà. Mi sentite? Sì, benissimo Vincenzo, vai tranquillo. Ti sto ascoltando molto volentieri. E magari qualcosa è rimasto indietro, ecco, in quelle occasioni si è potuto rateizzare, però insomma con amore non da poco. Sotto questo aspetto bisognerebbe fare un plauso agli imprenditori che sono riusciti a mantenersi in questi anni. Spesso mi dicono una volta se faceva di più, io vorrei far notare a tutti insomma che chi ha fatto impresa negli ultimi 7-8 anni si è trovato in difficoltà non da poco. Dal 2007 in poi ci siamo trovati con le varie crisi finanziarie, ci siamo trovati col Covid, ci siamo trovati con l'aumento del costo delle utenze, ci siamo trovati con un aumento drastico dei costi dei mutui, degli interessi. Insomma, gli imprenditori che hanno fatto impresa negli ultimi 10 anni sicuramente per restare in piedi hanno avuto una marcia sicuramente in più. Bisognerebbe tutelarli assolutamente.
Molto chiaro, infatti è questo quello che io sento tutti i giorni. Ieri avevo un'imprenditrice del calzaturiero e veramente è molto molto preoccupata, l'ha detto chiaro e tondo, se continua così. Stiamo parlando di aziende sane, ecco, stiamo parlando di aziende sane che ne abbiamo ancora fortunatamente, però come dice Vincenzo Allegra bisogna supportarle, da sole non ce la fanno a resistere perché i colpi sono troppo colpi importanti che se non sono supportati non riescono a sopravvivere, eppure sono la nostra spina dorsale del paese, sono loro, gli artigiani, gli operai, i commercianti, i ristoratori, il paese vive di questo. Sindaco, allora se non crediamo alla giustizia, alla scienza, alla ricerca, a chi dobbiamo credere? Alla politica? Crediamo alla politica che cambia anche spesso, abbiamo fatto 70 governi ma ci troviamo sempre alle solite, con i soliti problemi. Ecco, qualcuno dice la Meloni è brava, l'abbiamo sentito anche ieri e sentito da persone che non sono di sicuro di destra, però l'impegno che ci mette e la qualità del lavoro che cerca di fare, ecco, qualcuno dice bisogna anche dire quello che è, però in poco tempo non può riuscire a fare quello che i 70 governi non sono riusciti a fare. Però noi ne paghiamo le conseguenze, abbiamo la povertà che aumenta, i posti di lavoro che mancano, non c'è professionalità perché non ci sono state le scuole che hanno insegnato a fare la formazione in tempi non sospetti, anziani che non riescono veramente a capire, 3.000 anziani che aspettano di andare nelle RSA, scusa Vladimiro di cosa dovrei parlare, ecco, delle multinazionali forse. Allora Sindaco, a lei. Abbiamo 7 ore per... Anche 9, Sindaco, dai. Perfetto. No, allora, io non è neanche corretto che mi esprima su quanto hai detto in ordine al nostro primo ministro, perché io politicamente sono schierato, tu prima parlavi di tessere, io la tessera di Fratelli d'Italia ce l'ho e quindi è evidente che, e non perché me lo dica il partito, però è evidente che abbia una grande ammirazione per come sta gestendo il tutto Giorgia Meloni, per cui sì, non saprei dire altro se non avallare quanto hai detto tu, che sicuramente la situazione non è facile, però l'impegno e anche l'autorevolezza che ha acquisito anche a livello internazionale credo che sia sotto gli occhi di tutti. Detto questo, a chi dobbiamo credere? Alla politica, magari alla buona politica, che io sono convinto che non tutti i politici siano uguali. È vero che è difficile scardinare quella che è così, chiamiamola lo stile romano, ma non perché ce l'abbia con Roma, no? Perché poi a Roma c'è gente da tutta Italia che ci va e credo che per una buona parte i nostri parlamentari ci stiano riuscendo. Io credo che sia fondamentale, l'ho sempre detto. Allora vabbè, intanto non c'è stata programmazione, l'hai detto tu, in tempi non sospetti andavano fatte le cose, oggi ci troviamo a pagare una programmazione zero che abbiamo avuto nel corso di tutti i governi precedenti. Attenzione, non sto dicendo giallo, rosso, verde, blu. E perché? Perché quando le cose andavano discretamente bene, se vanno così, quando vai col vento in poppa, chi se ne frega. Quanto diceva Vincenzo, è sacrosanto, chi ha cominciato a fare impresa nell'ultimo periodo è stato stoico, c'è da dire che paga anche magari qualcuno, non tutti, perché fortunatamente è sempre la minima parte, che ha fatto impresa e l'ha fatto in maniera sconsiderata, magari anche andando contro i colleghi e facendo operazioni insomma non proprio corrette quando no, ne aveva la possibilità. E quindi a fronte di chi magari è partito 30 anni fa e si è arricchito anche oltre il dovuto, no? C'è chi invece sta facendo impresa adesso e sta lottando per tenere aperto e per pagare gli stipendi magari ai propri dipendenti. Quindi sicuramente c'è stata una scarsissima programmazione e non solo un po' a 360 gradi, ecco. Io vedo anche adesso parlano, no? Il famoso Green Deal, no? Tutta sta cosa che poi comunque da transizione ecologica siamo passati a neutralità ecologica adesso, quindi già è un po' più blanda la cosa, ma anche lì un passaggio graduale magari a forme alternative di energia si poteva fare, ma si poteva fare pensandoci
30 anni fa. Adesso ti dicono dal giorno alla notte di cambiare tutto e diventa problematico. E non solo, hanno messo una burocrazia che sta impedendo a tutti, compresi anche voi, di poter andare avanti, carte su carte che non servono a niente, perché rimaniamo completamente bloccati dalla burocrazia, non si respira più. Voi andate per qualsiasi ufficio, montagne di carte. Ecco, guardo anche noi nel volontariato cosa dobbiamo presentare ogni anno, una cosa da non credere. Perché? Perché così ti fermano, ti bloccano, ti annientano, poi tanti se ne sono anche andati via perché non hanno retto ai costi che esige anche il volontariato del governo, perché sono delle tasse incredibili. Dico sempre, dobbiamo girare col commercialista e pagare per fare il volontario. Pensate che in provincia mi hanno chiesto 80.000 euro per mettere a posto lo stabile che è il banco solidale, cioè se questo è normale per qualcuno, pensate voi, pensa se vivo spendo 80.000 euro a mettere a posto lo stabile della... No, tanto per dire come funziona dopo che facciamo volontariato e aiutiamo. Funziona così, ma bisogna resistere. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo dire... Scusate perché c'è un ritorno, dico alla regia che di dirlo perché qui c'è un rumore infernale. Scusa Rinaldo, allora, perché non riesco neanche a sentire. Che combatte il fatto e dovrei avere più persone che riescono a Rio, perché il PIFAP è una roba tremenda, è in tutto il mondo, noi in Italia gli nasconde, esatto, perché diglielo. c'è troppi soldi che gira attorno col PIFAP, tanta è che la gente che è vergognoso che i governi non facciano niente e dopo vuol dire a quello che parla che andiamo bene, non è vero che non viviamo su quello che dice il governo di adesso che stiamo bene, ma chi sta bene? Ori sta bene, va bene, e la legge, come funziona la legge? Serve a Ori per salvare tutti questi deputati che si messo a furti, a robe, ma è cosa che non deve parlare, il popolo patisse, non caschei, non da mangiare, cosa dici che andiamo bene e a Meloni che ha fatto cosa? Era messo a posto tutti i suoi parenti, la gente sua, in altri suo, 1,80 euro è pensione, ma ti rendi conto che il governo che abbiamo, Mirella, c'è gente che muore per la strada, più sa meglio di me e condizioni di avere la gente, di quello che vediamo negli anni del popolo, il popolo non è quello che vede ora. È il popolo che qui dentro la borsa a mangiare, i cui bisogni, che ti dai i soldi per pagare corrente, per pagarsi l'affitto, quello è il popolo. Noi ora che capa 15.000 euro al mese, ma che cosa sei? Questi deputati, questi senatori, i da vergognarsi, i da fare da bene e a povera gente. Noi ora, o chi parla, ma è una vergogna. Rossi, cinesi, destra, sinistra, li fa tutti schifo perché non riesce i suoi bisogni li risolve. Ma i nostri, della povera gente no. E non può dire no. Molto chiaro, fammi andare avanti Rinaldo, se no non ce la faccio perché come vedete sono tanti ospiti. Vorrei sentire, grazie Rinaldo, ognuno fa le proprie riflessioni naturalmente. Sentiamo Michela Piccoli, hai sentito il sindaco, hai sentito anche il ristoratore Allegra, tu cosa vuoi dire? Ecco, dopo aver sentito quello che hanno detto, la giustizia, cos'è la giustizia? Come hai detto tu, io ci credo alla giustizia, che se non credo neppure alla giustizia, ecco, arriverà anche tardi, arriverà male, ma si spera sempre che arrivi. Ecco, forse la giustizia è uguale per tutti, ecco, magari quello lo toglierei perché non funziona tanto, dire il vero. Però il resto siamo speranzosi. Prego Michela. Sì, allora, se noi siamo attivi e cerchiamo di essere presenti in tutto quello che ci accade intorno, la nostra presenza come cittadini, io non sono un politico e non vorrei mai far parte della politica perché è una cosa che non mi interessa, ma essere politico per me significa essere parte del popolo ed essere puntuale, preciso e attento a quello che mi succede, indipendentemente dal partito politico a cui posso appartenere. La mia libertà, io dico sempre, non la vendo
e non voglio comprarla da nessuna parte. La mia libertà è sostanzialmente intoccabile. Ma chiaro che essere presenti, essere cittadini presenti, attivi, con la comunicazione, con l'attenzione, con la partecipazione, porta poi la politica a cambiare. E il nostro movimento, che è un movimento spontaneo di cittadini, non siamo associazione, noi non siamo neanche comitato, ha portato al cambiamento. Per quanto riguarda il governo di adesso si è mosso perché i tempi sono maturi, perché sono 7 anni che noi spingiamo in tutte le maniere. Il governo precedente e quello ancora prima avevano tentato di darci una mano in qualche modo, attraverso persone che si interessavano, non partiti. I partiti non si sono mai interessati a noi. Ci sono sempre state brave persone che fatalità facevano parte di partiti che hanno portato avanti queste nostre istanze. Io voglio ricordare che i PFAS solo nel Veneto e solo nella zona rossa, non sto parlando di tutta Italia, solo nella zona rossa, che sono 3 province, Verona, Vicenza e Padova, hanno fatto una stima che ci sono stati 4.000 morti in più. Il Vajont in Veneto ha fatto 2 milioni di morti. Non parliamo di Porto Marghera e di tutti gli altri disastri ambientali della nostra piccola regione. Io credo che il sindaco ha un grande potere. Non tanto, come ha detto prima questo sindaco, non tanto il potere di cambiare le cose in maniera grande, ma di coinvolgere i cittadini. Ad esempio, il sindaco ha il dovere di informare le persone, cosa che non è mai stata fatta da nessun sindaco. Hai un problema di acqua nel sangue dei tuoi compaesani, dei tuoi comuni, ci sono bambini che hanno i valori più alti di FAS al mondo. Non stiamo a fare tutto di un'erba un fascio, è vero che i FAS ci sono dappertutto, ma qui da noi ci sono i valori più alti al mondo. E il primo cittadino responsabile della salute dei propri cittadini doveva almeno informare i cittadini con una lettera, ma questo non è stato fatto. Adesso le cose sono cambiate perché abbiamo mandato ai sindaci una mozione da firmare per la messa al bando dei FAS. Tantissimi consigli comunali hanno votato all'unanimità, siamo arrivati a 46-47 comuni ed ecco che grazie anche ai sindaci, ma sotto nostro stimolo, hanno firmato questa mozione che a livello nazionale sta avendo anche questa un'influenza, con l'aiuto anche di associazioni ambientalisti, quali di Greenpeace, ma anche frutto del lavoro dei cittadini che partono da zero. Per cui per un sindaco ascoltare i propri cittadini è il loro dovere, perché sono stati votati per portare avanti le istanze dei cittadini. Ora è chiaro che si possono togliere delle molecole per poi inserirne delle altre che sono ancora più pericolose ed è anche lì compito dei sindaci e dei cittadini stare attenti. Molto chiara Michela, sentiamo che dopo dobbiamo andare in pubblicità. Come commenta le parole di Michela Piccoli, il sindaco Marco Della Pietra? Sono d'accordo, ma sono esattamente sulla stessa linea. È chiaro, io adesso non parlo, non è giusto neanche che parli perché non so neanche cosa abbia fatto, cosa non abbia fatto, ma se mi dicono che il sindaco non ha avvisato, i sindaci non hanno avvisato, questo sicuramente è una questione, però prima mi si chiedeva in concreto voglio dire, per quanto riguarda le competenze, ho semplicemente detto che non è sempre vero che il sindaco può tutto, in ordine alla salute. Il discorso della sensibilità di avvisare, viva Dio, secondo me è anche normale, non è neanche una cosa così straordinaria, nel senso che deve essere fatto, ha ragione, ha assolutamente ragione, soprattutto su cose così importanti. Se ci sono dei valori, perché non renderli pubblici? Perché non fare delle assemblee
ad hoc, cioè mi sembra davvero perché in Italia evidente. è difficile andare contro i potenti, sindaco, glielo dico io, ma è storia vera, cioè è inutile che ce la giriamo, questa è la verità, con i potenti si fa fatica. No, ma allora probabilmente non è neanche un discorso di potenza, probabilmente è un discorso che spesso elettoralmente non paga, e è triste che si facciano sempre ragionamenti in termini elettorali quando le cose invece vanno vissute e prese in maniera assolutamente asettica da questo punto di vista, anzi. No, però, io non ci credo che sia elettoralmente, perché sì. Il sindaco che informa, che fa il bene dei propri cittadini, viene eletto e rieletto. Il problema è che quando si colpiscono dei nomi importantissimi, ma funziona anche adesso, le tasse, chi è che le paga, sindaco? Chi è che le paga le tasse? Le hanno pagate le multinazionali fino a ieri l'altro, che erano esenti, eppure sapevano che non le pagavano. Povero disgraziato, il dipendente pubblico, il pensionato, l'operaio, anche il sindaco le paga, infatti avete stipendi da 1.000 euro con la responsabilità che avete. Io ne prendo 2,5, me lo dico. Sì, vabbè, ma avete capito rispetto, come ha detto il consigliere regionale, che è stato l'unico che ha detto io prendo netto 8.000 euro al mese, netto. Cioè l'ha detto, finalmente ho detto grazie, finalmente lo sappiamo, perché nessuno voleva dirlo, perché vai a dire all'operaio che c'ha i miei 500 euro al mese, se fa un mazzo così, perciò funziona così. Pubblicità. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Vincenzo Allegra. Vincenzo, cosa dici tu? Noi parliamo sperando anche che cambino le cose, ma qualcuno ieri mi ha detto: ma in Italia, Mirella, vale la pena di essere onesti, lavoratori, sensibili? Perché qualcuno comincia a farsi questa domanda e il 50% di persone che non vanno più a votare dovrebbe far riflettere i partiti, che quando dicono il Veneto è io vorrei dire il Veneto forse dovrebbe essere anche di quelle persone che non vanno più a votare, e allora le percentuali che mi dicono non mi tornano se poi il 50% non va a votare. Cos'è la politica per te, che ti impegni, che cerchi di dare il massimo, di dare anche dei servizi alle persone che vengono nel tuo ristorante, di accompagnarli anche su quello che è un momento di staccare la spina, di rendere accogliente il più possibile questa entrata di queste persone su questo locale, dove la prima cosa che quando si entra è il sorriso del ristoratore, l'accoglienza, che sì, c'è il mangiare, ma quando tu entri vedi subito, cioè, il profumo dell'accoglienza. Cos'è il profumo dell'accoglienza, Vincenzo? Il profumo dell'accoglienza è passare una giornata, una serata spensierata in un ambiente che ti dà tranquillità, e in un ristoratore che ha la capacità di essere un buon ospite e accogliere bene coloro che poi passeranno la serata con noi. Noi, come vedete alle spalle, abbiamo Palermo, siamo di origini siciliane, quindi è un po' anche nel nostro DNA essere solari, essere persone aperte e a cui piace molto parlare. Qua si parla parecchio in questo locale. La politica cerchiamo di mantenerla fuori, anche perché è un argomento che divide e di non semplice approccio. Io ho la sensazione, almeno questo è quello che penso io, che purtroppo la politica non è un mondo a sé, non è un alieno caduto dal cielo, ma è lo specchio esatto di quello che è il territorio e che la produce, ovviamente. Quindi se la politica oggi è quello che è perché, ahimè, purtroppo la base non è tanto distante da quella che l'ha prodotta. Facciamo fatica ad avere una classe politica diversa se prima non partiamo noi. La signora ha fatto questo comitato, che non è un comitato ma è un gruppo di genitori che cercano di difendere la qualità del loro territorio, e lo fanno con senso di causa, perché sulla loro pelle vivono l'esperienza di quello che i PFAS hanno portato sulla zona di Vicenza e insomma nella zona qua intorno a noi. Io non sono molto distante, fortunatamente non sono nella zona rossa, però c'è da dire una cosa: questo paese è pieno di bombe ecologiche, lo dicevi tu, Mirella, prima, ce ne sono varie che sono qua, e purtroppo, ahimè, anche sotto questo aspetto noi siamo inversamente sentiamo inversamente la distanza alla quale capita l'evento, ci fa anche sentire
più o meno coinvolti. Pensiamo alla Terra dei Fuochi, pensiamo all'Ilva in Puglia. Certo fa male saperlo, però è distante, e quindi diciamo che tendiamo poi a batterci nel momento in cui l'evento capita sulla nostra pelle. Dovremmo sentirci invece dovremmo avere la volontà probabilmente di essere più accorti e di indignarci come paese tutto nel momento in cui succedono eventi del genere, dire no, questo non può più capitare in un paese, in un'Europa che in teoria dovrebbe essere quella Europa evoluta, quella Europa che si guarda intorno e dice queste cose non possono più avvenire nel 2025, e invece purtroppo continuano ad esserci. Prima dicevi ma le tasse le pagano quasi tutti le grandi multinazionali. Ecco, le multinazionali purtroppo hanno una specie di lascia passare per poter fare ciò che vogliono. Vorrei ricordare che fino agli anni 70, mi sembra, le grandi ricchezze venivano tassate fino al 90%, venivano pagate tassate fino al 90% sopra una certa soglia. Questo era per evitare che ci fossero grandi concentrazioni economiche. Oggi è quello che sta avvenendo, abbiamo grandissime concentrazioni economiche che hanno la capacità di avere più PIL addirittura di un grande Stato, e questo comporta il fatto di avere persone, pensiamo a un Elon Musk, pensiamo a un Facebook, pensiamo a queste grandi compagnie che hanno la capacità di indirizzare addirittura alcuni fra i paesi più importanti del mondo, e soprattutto a concentrare la ricchezza in mano di pochissime persone. Mi pare, adesso non sbaglio, ma quasi l'80-90% della ricchezza è in mano a 20 persone nel mondo. Pare assurdo che ci siano 20 persone che riescono ad accumulare tutto questo e a lasciare il resto a volte in povertà assoluta. Siamo uno dei paesi che fortunatamente non rientra nella casistica della povertà assoluta, e a volte ci si guarda intorno e si pensa Madonna, siamo poveri, pare quasi che non siamo neanche capaci di andare a comprarci un pezzo di pane. Non è così per la maggior parte delle persone, a volte tendiamo a essere anche un po' troppo catastrofici. È vero che però invece credo che dovremmo essere attenti, accorti, e cercare a volte di cominciare a ragionare sul fatto che dovremmo pensare di votare anche le persone che ti dicono le cose in faccia, non ti raccontano, come adesso non mi ricordo quel personaggio fatto da Albanese, accetto la qualunque, che elargisce denari dappertutto e alla fine lo fa con le tasche nostre. Quindi insomma dovremmo essere un po' più concreti in quello che scegliamo e accorti in come valutiamo. Oddio, Allegra, non è che sia così semplice, perché se non mi cambiano la legge elettorale ci troviamo quei listini bloccati con nomi che non sappiamo neanche da dove escono, oppure che non ci rappresentano. È difficile dire che noi possiamo farlo. Allora capisci bene che anche qua i partiti dovrebbero capire che veramente le persone hanno diritto di avere persone competenti. Non è che chiediamo la luna, Noi, per carità, tutto rispetto per i politici, però metteteci quelli competenti nelle poltrone giuste, perché veramente sennò non ne veniamo fuori. Non può funzionare così, di stare zitti, di accettare tutto. No, io devo iniziare a dire alla politica, alle segreterie dei partiti, per cortesia mettete delle persone competenti, le persone che abbiano veramente una curricula che permetta loro di capire cos'è la politica, perché veramente vediamo delle cose veramente oscene nel vero senso della parola. Allora, sindaco Della Pietra, fra poco si andrà a votare, così almeno si dice, verso novembre, poi il prossimo anno si andrà a votare ancora. Noi siamo sempre che andiamo a votare, sempre. Cosa si aspetta, da questo governo? Prima si diceva della Meloni. La Meloni sta cercando di portare avanti il paese e politiche veramente internazionali, se non addirittura mondiali. Il problema è che poi ci sono i ministri che dovrebbero fare altrettanto. Infatti lei ogni tanto dice: scusate, sono uscita, meglio che rientri subito perché c'è qualcosa che non va a casa, e cerca di far capire che bisogna governare e non dire cose che veramente delle volte sono talmente scomode e scontate per qualcuno che non se ne può più. Allora lei cerca anche di mettere, però capite che l'Italia è nel mondo, cioè non è solo qua, l'Italia è anche nel mondo, se vogliamo anche uscire da questo tunnel. Prego, sindaco. Sì, l'Italia deve essere nel mondo, assolutamente, anche perché poi dopo ci lamentiamo, deve essere prima in Europa e poi nel mondo, perché ci lamentiamo spesso che l'Europa è distante, e l'Europa c'è anche venuta contro negli anni passati,
ma se si vuole cambiare questo trend bisogna essere protagonisti anche in Europa. Quanto dicevi tu prima è sacrosanto, io te l'ho sempre detto che credo nel cursus honorum. Mi spiego, per andare a Roma a portare le istanze dei cittadini, e non lo sto dicendo perché ho velleità, attenzione, ma credo che si debba aver fatto un percorso. Se tu non hai mai amministrato all'interno del tuo comune, non dico che tu debba essere stato sindaco, ma quantomeno se non ti sei mai impegnato in qualcosa, è difficile che tu vada lì e sappia di cosa stai parlando. Un sindaco, un amministratore anche di un piccolo paese sicuramente ha più cognizione di causa di quelli che sono i bisogni dei propri cittadini, anche perché siamo il primo interlocutore dei cittadini. Quando c'è qualcosa che non va, anche quando magari non è competenza nostra, magari lo è della provincia o della regione, sappiamo essere noi i primi contattati, e anche quelli da cui le persone si aspettano le risposte, anche perché ci vivono quotidianamente e hanno libero accesso a noi. Non ci sono milioni e milioni di filtri come magari si hanno per relazionarsi con qualcuno di più importante, no? O qualcuno di sovraordinato. Quindi sì, è uno spaccato quello che ha appena detto. Non è il sindaco della Pietra che siete troppo tipidi rispetto a quello che veramente state cercando di portare avanti, e che anche i ministri del territorio, perché sono stati eletti qua, sono a Roma ma sono stati eletti qua, anche qua da noi, per arrivare là. Ecco, forse dovete farvi ascoltare di più, perché non è possibile che tutto questi problemi dovete risolvere solo voi con questa coperta che vi hanno lasciata, ecco, veramente piccola, stretta, che inadeguata alle esigenze ormai del territorio e dei problemi, e soprattutto questi fondi del PNRR che in parte siete riusciti ad avere qualcosa, oppure alle partecipate. Prima spiegavo al sindaco, se qualcuno vuole spiegarci dove vanno a finire questi soldi. Stiamo parlando di stipendi da 250.000 euro, sbaglio il sindaco? Anche. No, lo diciamo anche. Sì, no, ma ecco, visto che lui sa cosa parlo, e le cifre che dico sono giuste, 250.000 euro di stipendio. Allora, in linea di principio tutti sono difensori di tutti, e in realtà poi dopo, quando ci si trova a dover votare contro il sistema, è sempre difficile. Ma stai parlando con uno, e parlo di me perché conosco l'esperienza, non perché voglia farmi pubblicità, non ha avuto nessun timore. Adesso parli di partecipate. 25.000 euro al mese, naturalmente. Io sono stato uno dei sindaci, ci definivano ribelli all'epoca, no? E siamo andati contro la governance di Asco Holding, abbiamo fatto anche diverse battaglie. Oggi però il comune di Spresiano, per esempio, quando tu mi chiedi dove vanno gli utili, dove vanno i soldi delle partecipate, noi fino all'ultimo centesimo di dividendi lo prendiamo come Spresiano. Io porto a casa circa il doppio rispetto a quello che portavo a casa prima, e posso dare gli asili gratuiti ai miei Ecco, noi vorremmo che cittadini. tutti lo dicessero, ha capito? No, però sai, anche lì ma ti non dica è... la verità, sono 25.000 euro al mese di stipendio? C'è chi prende quei soldi lì, sì. No, 25, magari sono 22, ma c'è anche chi ne prende, chi ne prende 5, per 6 essere senza... seduto su queste poltrone. Allora, io sono dell'idea che se l'azienda va bene, sia giusto che il manager prenda uno stipendio adeguato ai risultati dell'azienda. Quindi io parto da questo presupposto qua. Quando mi si dice che un parlamentare prende 15.000 euro, io ti dico sono giustissimi se il parlamentare fa il proprio lavoro. Se il parlamentare non va in Parlamento una volta al mese perché va bene, cioè capisci cosa intendo? Perché? Perché la responsabilità che dovrebbe avere, poi tra l'altro con la diminuzione del numero di parlamentari, che sembrava essere stata la rivoluzione copernicana, secondo me ne ha ancora di più, perché ricordi che se c'è un Mona che ti rappresenta, se prima rappresentava 10.000 persone, adesso il Mona ne rappresenta 20.000, quindi ha ancora più potere, perdonatemi il passaggio. Infatti dalla quarta potenza economica siamo arrivati all'ultimo posto, ecco, visto che dobbiamo pagare le eccellenze della politica. Ecco, allora io ti dico, secondo me non sono quelli i soldi buttati via, quelli sarebbero soldi anche investiti se
chi è lì facesse il proprio lavoro. Ma perché, scusa, anche l'operaio fa grande l'azienda e lavora e si fa un mazzo così e non prende 8.000 euro al mese? No, non è così. banalizzare, Mirella, che abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa da anni, questo è un altro discorso. E non ce la fanno più e devono andare ai banchi alimentari a prendere la spesa perché con 2 stipendi non ce la fanno lavorando. Si mettono dei Livio da tetti e Padova, finita vai che Livio, sia. non è un altro discorso, è sempre quello. Mirella, ciao Mirella. Ciao. Buongiorno al sindaco Dalla Pietra. Buongiorno. Dunque, quel consigliere regionale che ha detto che prende 8.000 euro netti al mese, poi ha aggiunto, sì, ma devo pagare anche i miei collaboratori. Ma bisogna vedere quanto li paga i suoi collaboratori. E allora, se fosse stato corretto, avrebbe detto, bene, vi faccio avere la lista di quanti soldi pago questi miei collaboratori, ma questo non l'ha detto, noi non sappiamo quanto li paga, perché se li paga 1.000-2.000 euro, vabbè, è un discorso, ma se li paga meno, allora capisce, il problema di questi stipendi troppo alti, sia dei consiglieri sia dei parlamentari, è un problema che si trascina da sempre e non succede mai niente, perché noi non sappiamo non vediamo, non vediamo mai messi al corrente di quelli che sono i loro guadagni. Grazie. Grazie Livio, è stato l'unico che ha detto, ogni volta che chiedevo dicevano lordo, non so, basta andare in internet, no, voi dovete dirlo visto che sono soldi nostri che paghiamo. Michela, cosa vuoi dire? Tu lavori anche in ospedale, sei infermiere, oltretutto come sta andando anche nella sanità, cosa ci dici? Nella sanità sta andando che gli infermieri se ne vanno, non si trovano più infermieri, operatori, questa cosa è risaputa. Chiaramente turni di 12 ore a tempo pieno, saltare i riposi quando qualcuno si ammala o quando per permettere le ferie agli altri. Quanto è lo stipendio, Michela? Posso ben immaginare che i giovani possono andare a lavorare da un'altra parte prendendo uno stipendio doppio. Però volevo fare una riflessione diversa. No, scusa Michela, cosa prende un infermiere? Un infermiere prende intorno ai 1.800-1.900 euro al mese. Perfetto, vai. Volevo fare una riflessione sulle priorità. Parliamo di guadagni, di soldi, di economia, di politica. Io ragiono da infermiera in primis, ma ragiono anche da mamma. A volte ho come l'impressione che abbiamo perso di vista le priorità. Cioè, ci fermiamo a scavalcare i sassolini quando abbiamo davanti a noi una strada da percorrere grande e lunga e abbiamo la possibilità, alzando il passo e soprattutto far cordata, aiutarci un con l'altro per superare le difficoltà. E ogni giorno mi rendo conto che ci fermiamo davanti alle stupidaggini. È come se ci fosse un incidente stradale, un ragazzo è rovesciato sulla strada e invece di andare a sistemare, a controllare i parametri vitali, vedere se respira e vivo, andiamo a togliergli la scarpa a destra per controllare se ha un'unghia incarnita. E questa cosa mi fa veramente incazzare tantissimo. Ma questo da parte della politica, Michela? Sto parlando di politica. Ma sto parlando di quella politica che ha perso di vista le priorità. Quando parliamo di guerra non dobbiamo dimenticare i 4.000 morti che ci sono stati a causa dei FAS. Anche quella è morte, anche quella è una forma di guerra, è una forma di guerra che non si combatte con le armi. Ma quelle bombe sono uscite dall'acqua del rubinetto. Ci sono delle priorità, la priorità in assoluto per il nostro futuro non è combattere una guerra oggi o finanziare le armi oggi, è salvaguardare l'acqua, i beni primari affinché queste persone possano vivere in salute, i nostri figli, il futuro. Andiamo a cercare di risolvere dei problemi che sono importanti, ma vengono dopo a quelli veramente importanti. Ora io mi chiedo,
Siamo nel Trevigiano, il sindaco di Treviso ha firmato la mozione, è andato come sindaco a fare le analisi dell'acqua per vedere quanti PFAS, TFA ci sono nelle sue acque e ad informare i cittadini su quelle analisi. Questa è la cosa base, più semplice. Ogni sindaco del Veneto davvero è primo cittadino, dice: io guardo la salute dei miei cittadini, di quelle donne in gravidanza che in questo momento potrebbero contaminare i loro bambini che devono ancora nascere. È una cosa, una priorità per me. E allora la mia domanda è: ogni sindaco dovrebbe mettere in primis, sappiamo che nel Trevigiano c'è un'agricoltura e l'utilizzo di pesticidi elevata come in tutta Italia. Allora io dico, da sindaco voglio vedere la qualità della mia acqua, che acqua sto dando ai miei cittadini. E non sto parlando adesso del sindaco che abbiamo in trasmissione, assolutamente non me ne voglia, non è il capo espiatorio di questo problema. Allora sentiamo Però il sindaco della priorità. Pietra, ormai siamo in chiusura, devo chiudere, cosa dice? Ecco, la trasparenza anche su quello che è un bene pubblico come l'acqua. No, ma assolutamente è corretto, noi ogni 6 mesi facciamo le analisi dell'acqua e quindi proprio per avere qualora ci fossero i campanelli d'allarme, correre ai ripari, diciamolo così. Che è prevenzione praticamente. Sì, assolutamente sì, ma è chiaro che nel momento in cui si hanno delle evidenze che ci sia qualcosa di poco chiaro, si fa un controllo in più, è sacrosanto, sono pienamente d'accordo, però ecco, volevo dire che le analisi, ma per legge, debbono essere fatte ogni 6 mesi sull'acqua dell'acquedotto. Ecco, noi siamo partecipati noi partecipiamo, scusate, a ATS, che è praticamente che si occupa di tutto l'impianto idrico, ecco, di parte della provincia, e obbligatoriamente dobbiamo avere i dati. Infatti ho avuto anche il presidente Bonnet che ha detto molto chiaramente. Chiave servizi, il presidente Bonnet, noi abbiamo vettori invece di ATS. Bonnet ha detto che è un presidente che veramente è responsabile dell'acqua, ha detto che la nostra acqua a Treviso è buonissima, l'ho chiamato anche poco tempo fa perché ogni tanto lo chiamo per capire se c'è qualcosa. Vedi Michela che anch'io faccio prevenzione con i responsabili del territorio, li chiamo in diretta, gli dico com'è la storia e loro ci dicono come ha spiegato anche il sindaco della Pietra. Allora ormai sono in chiusura, sentiamo allora anche questo chef, questo ristoratore, come sta andando, si apre la primavera, fra poco è Pasqua, come sarà la Pasqua del 2025 per quanto riguarda la ristorazione, Allegra? Sarà ovviamente bellissima, con i nostri locali che vi aspettano e che si riempiranno sicuramente, perché insomma la ristorazione dà grandi soddisfazioni e poi sinceramente passarlo in un ristorante vuol dire non dover lavorare a casa, non dover spignattare, non dover pulire, dopo c'è sempre uno che fa qualcosa, gli altri si divertono, quindi ecco, approfittate dei nostri locali, sono qua aperti per voi, pronti a darvi un ottimo menù, accogliervi e farvi passare una bellissima giornata, sicuramente indimenticabile. E per quanto riguarda il personale, come siamo messi, Allegra? Sono sopra i 30 anni, sopra i 40, sopra i 60 questi camerieri? Perché io vedo camerieri giovani dappertutto, scusate, visto che i giovani non hanno voglia di lavorare, qualcuno dice, io vedo nei nostri locali, bar, ristoranti, trattorie, tutti ragazzi e ragazze giovani, o sbaglio, Allegra? No, diciamo la verità, ci sono tantissimi ragazzi giovani, proprio in questi giorni, il 24 di questo di marzo, Appia ha fatto un bellissimo talent day nella nostra sede qui in Via Savelli, abbiamo avuto una montagna di curriculum di giovani ragazzi, soprattutto provenienti delle scuole di formazione, che sono venuti a fare i loro colloqui per proporsi alle nostre attività. Continuiamo ad avere una carenza di personale, diciamo che purtroppo il nostro settore soffre tantissimo come tanti altri settori, soprattutto quei settori dove la manodopera è fondamentale. Diciamo che ci siamo un po' disaffezionati ai lavori in cui bisogna fare, fra virgolette, un po' di fatica. Si cerca di fare sempre più lavori intellettuali, sempre meno lavori manuali. Quindi noi come attività soffriamo della carenza di personale, come tante attività dove c'è bisogno di manualità. Insomma, bisognerebbe tornare anche a questi lavori
più semplici, fra virgolette, sotto certi aspetti, però che danno anche grande soddisfazione. Lavorare in sala, lavorare in ristorante è sicuramente faticoso, comporta orari un po' particolari, però insomma è un lavoro che è sempre in contatto con le persone, ci si diverte sempre, c'è sempre un cambiamento, insomma merita. E poi dopo sinceramente i ragazzi i giovani ragazzi vengono a farlo anche in un momento magari scolastico, universitario, per potersi pagare poi i loro sfizi. Quindi insomma è un ambiente nostro dinamico, sempre in evoluzione e che è sempre estremamente ricettivo. Abbiamo mancanza di tanti posti, soprattutto qui per la stagione estiva, ne soffrono tantissimo le attività in montagna, le attività al mare. Questo vuol dire dopo, come nell'ambiente degli infermieri, che ci sono orari e situazioni un po' più importanti di lavoro e di ore. Questo perché purtroppo superiamo a un picco di lavoro e una carenza proprio di personale, ecco. Grazie a Vincenzo Allegra, vicepresidente AP, grazie di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta il sindaco della Pietra. Col sindaco invece vorrei chiudere con la sicurezza, questa sicurezza che veramente è messa in discussione da dei ragazzini e ragazzine. Ecco, molti invece sono i bravi ragazzi. Io vorrei mandare questo messaggio e cercare di far capire anche a lei, sindaco, che forse anche qua il governo deve dare un segnale, perché non se ne può più che sono pochi tengano in mano sindaci, forze dell'ordine, perché tanto sono protetti, sono minori e veramente ci stanno preoccupando, perché quei minori stanno mettendo a rischio anche i loro coetanei, che qualcuno vuole più uscire perché ha paura di incontrarli. Pensate, ecco, siamo arrivati proprio al massimo. Oltre alla sicurezza stradale abbiamo bisogno anche di una sicurezza, di uscire da casa tranquilli senza incontrare questi 4 teppistelli che si permettono di fare di tutto e di più. Prego. Sì, io sono pienamente d'accordo con te, anche perché davvero l'ha appena detto, abbiamo tanti giovani che vanno a lavorare e che si rimboccano le maniche e fanno quello che devono fare, e quindi la stragrande maggioranza sono ragazzi meravigliosi. C'è una piccola sparuta parte e io l'ho sempre detto che ogni tanto la sciafonera andrebbe riattivata, perché sì, è vero cercare di riabilitare, però quando sei recidivo invece bisogna anche punire, come si veniva puniti una volta. Attenzione, io la chiamo sciafonera per modo di dire, però sai, se fai vedere che a tenere un certo tipo di comportamento poi hai anche delle conseguenze, paghi delle conseguenze, credo che possa essere di monito anche a qualcuno che potrebbe emulare. Hai detto bene, perdonami, mi prendo un minuto. Hai detto sicurezza sia in questo senso, ma anche sicurezza stradale. Allora, io oggi sono venuto qua in moto e volevo ricordare a tutti che il 5 aprile all'Odissea, visto che è a Spresiano, la discoteca di Spresiano, si raccolgono le firme per l'obbligo dell'airbag in motocicletta. Ecco, credo sia una battaglia che vada portata avanti, per cui invito tutti gli amici motociclisti ad andare all'Odissea e a firmare, perché la sicurezza, specie sulle 2 ruote, è importantissima. Infatti l'abbiamo detto anche ieri, abbiamo fatto vedere anche l'airbag appunto di questa conferenza stampa che c'è stata, dove era presente anche lei, anche ringrazio perché anche lei ha sollecitato anche Giannino Venerandi a fare questa raccolta, perché è fondamentale per la sicurezza. Abbiamo bisogno anche di questa sicurezza, visto che abbiamo gli strumenti, cerchiamo di metterli in atto, certo, e di farli diventare obbligatori, perché in questo paese se non è obbligatorio non si va da facciamo già ma fatica. sai che ci pensavo l'altra sera, che mi sono nato quando c'erano ancora le cinture, no, obbligatorie, è stato un passo, no? O il casco, e quindi sì. Perciò se è obbligatorio forse ci arriviamo, e penso anche che anche qualche europarlamentare si stia veramente cercando, dando da fare per capire l'importanza di quello che stiamo facendo. Devo ringraziare la Presidente italiana Familiari Vittime della Strada, Giuseppina Cassaniti, che continua, nonostante la sua non più giovane età, diciamo così, veramente a battagliare per cercare di portare giustizia, visto che abbiamo la possibilità di farlo. Grazie sindaco. Sentiamo Michela, come ci saluti, che messaggio vuoi lasciare questa mattina, Michela Piccoli? Il Parlamento approvi e faccia passare appunto questa legge
che abbassi in un primo momento il limite dei FAS, ma che abbia l'obiettivo di metterli al bando, cioè vietarne la produzione. E spero che il processo vada bene, soprattutto spero che la bonifica del sito Mitteni venga affrontata e conclusa al più presto. Insomma, noi continueremo a tenere alta l'attenzione su questo problema. Perché ancora e ti non è ringrazio stata ancora fatta la Mirella e bonifica, ringrazio anche Michela. i tuoi... Michela, non è stata fatta ancora la bonifica? No, la bonifica non è stata fatta, siamo ancora lontani, c'è questa messa in sicurezza che sta andando avanti ma non è sufficiente. Ricordo che dal sito della Mitteni stanno continuando a scendere nelle acque di falda gli inquinanti. Ecco che queste aziende, queste multinazionali ne combinano di tutti i colori e poi chiaramente in qualche modo se ne fregano, abbandonano, fanno quel poco che riescono a fare, ma il loro obiettivo è... sappiamo, il loro interesse è un altro. È compito anche di cittadini, dei politici, soprattutto fare in modo di controllare queste aziende, di non dare a queste aziende i permessi, perché sappiamo che l'iter che loro hanno in mente è sempre lo stesso: fanno, producono, guadagnano e poi ci abbandonano. Questo è il loro obiettivo, e poi alla fine chi deve pagare siamo sempre noi cittadini. Grazie a Michela Piccole, mamme no FAS, salutami tutte le mamme, tutti i papà, vi voglio bene, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Diamo la linea subito al nostro Antonio. Ciao Antonio da Padova, non sono riuscita a passarti prima, dovevo andare in pubblicità, vai Antonio. Buongiorno. Buongiorno carissimo. Beh, diciamo i giovani. Mirella, io a 19 anni, sa dove che ero? A Caserta, a fare il militare. Certamente è stata una delle esperienze più belle della mia vita essere al servizio della patria. Adesso i giovani non sono al servizio, adesso i giovani sono dipesi alla patria. Sono vecchi, sono giovani, a 19 anni sono giovani, ma a 19-20 anni la gente si sposava una volta, creava una famiglia, ed era già 5 anni che lavoravano, come io che a 19 anni avevo già un posto di lavoro e diventai anche operaio specializzato. Adesso i giovani non sanno più cosa fare, non sanno più niente. Adesso la soddisfazione è andare in discoteca, cosa fare? A darsi i pugni, calci. Cioè, e perché? Perché non c'è futuro. Cosa vanno a fare in discoteca? Una volta si andava in discoteca per trovarti la tua ragazza, metterti insieme. Addirittura nelle discoteche, una volta, di fianco in discoteca, Mirella, c'erano i negozi dei mobili. Cioè la gente si conosceva la sua ragazza e poi andava a vedere i negozi dei mobili per farsi una famiglia. Questa era una vita semplice, genuina. Adesso non c'è più niente. Adesso non si capisce non si capisce neanche, Mirella, cos'è che servono i giovani. Cosa servono i giovani? Sono di peso, sono una risorsa. Bisogna domandarlo ai nostri onorevoli. Ma i nostri onorevoli capiscono, ma servono sti giovani o li mandiamo tutti a quel paese? Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio, poi ti farò vedere anche un video dove abbiamo intervistato uno dei più grandi personaggi per quanto riguarda le discoteche del territorio, che è Giannino Venerandi, e cosa dice proprio in merito alle discoteche. Però adesso andiamo a vedere questo video che riguarda la cooperativa La Zattera e poi vi presento l'ospite. Andiamo a vedere il video.
e vi presento subito la dottoressa Antonella Gaston, psicologa, che si occupa proprio di questa cooperativa La Zattera, un posto bellissimo, avete visto? Allora, dottoressa, cosa ci racconti? Buongiorno Mirella, ben ritrovate. Allora, visto che fortuna che ho di essere una socia volontaria della cooperativa La Zattera di Grado, le immagini che avete visto sono del villaggio Punta Spin, che è il villaggio che ospita la nostra sede. E la cooperativa nasce nel 2018 per volontà della famiglia Andretta, che tra l'altro sono i proprietari di questa struttura e sono degli imprenditori turistici, hanno strutture turistiche, supermercati, eccetera. Sono una famiglia, io ho conosciuto questa realtà da turista, per cui ho iniziato a frequentare il villaggio come turista, ho conosciuto il villaggio e la famiglia Andretta, che devo dire sono delle persone splendide, lungimiranti, definite da tutti illuminate, il signor Mario e i suoi figli, la moglie. Massimiliano, tra l'altro, uno dei suoi figli, è parte attiva nella cooperativa. È nata con la mission dell'integrazione delle persone fragili e inizialmente loro si sono occupati molto dell'inserimento lavorativo di queste persone fragili nelle loro strutture, ma anche in altre strutture ovviamente. E ho conosciuto questa realtà e siccome io, oltre, Mirella, lei mi conosce, sono psicologa dell'azienda sanitaria nostra, ULS 2, ma sono anche istruttore di tennis della federazione, per cui ho voluto mettere insieme le mie due passioni, una formazione in psicologia dello sport, per cui è sempre stato il mio sogno di fare qualcosa di concreto per queste persone. E lì ho trovato il terreno fertile, perché la famiglia Andretta mi ha accolto a braccia aperte. La responsabile della struttura, la direttrice, la dottoressa Martina Cella, è una persona splendida nell'accoglienza, nel sostegno di queste persone durante sia i soggiorni che le giornate, che poi vi dirò quello che facciamo. E quando ci siamo sentite avevo in programma, domenica scorsa siamo stati a Udine come cooperativa La Zattera alla festa dello sport inclusivo e allora ho detto perché non parlarne e far conoscere questa realtà. E tra l'altro la festa dello sport inclusivo è stata patrocinata dalla Regione Friuli, eccetera, organizzata dall'ASU di Udine, dal XEN Friuli Venezia Giulia e Special Olympics Game, che si occupa dello sport per persone con fragilità. Un po' noi abbiamo messo nella nostra locandina una frase di Bebe Vio che secondo noi è molto, molto importante, che è: essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di cui tu vai fiero. E secondo noi è fondamentale. Lo sport, il movimento fisico è il modo in cui noi ci esprimiamo e il modo in cui noi entriamo in contatto con l'altro, e con queste persone bisogna entrare con molto tatto in contatto. E sono esperienze meravigliose. Noi siamo dei volontari e tra l'altro io mi accorgo che bisogna cambiare un po' anche la cultura, coinvolgere, no? E anche la cosa bella che facciamo noi è che le persone con disabilità vengono integrate all'interno della struttura quando vengono da noi a fare le attività con persone normodotate. Dottoressa Gaston, io è anni che dico che forse dobbiamo anche noi culturalmente cambiare. Intanto eliminare questa parola che è terribile, disabile, cosa vuol dire? Io infatti li chiamo diversamente agili. Lei prima ha detto chiaramente persone fragili. Fragili perché si muovono anche in maniera diversa, hanno la possibilità adesso, grazie anche alla grande ricerca e tecnologia, di avere dei mezzi che veramente possono spostarsi tranquillamente. Il problema è che forse ci siamo mossi un po' in ritardo per queste persone, iniziano adesso a vedere qualche spiraglio. Io ieri ho avuto Alessia e Sara, due sorelle,
Alessia appunto è diversamente agile, però è una forza della natura, è una cosa veramente incredibile, e grazie anche a questa sorella hanno creato queste ruote libere dove loro prima di partire guardano dove devono andare e se queste strutture sono adatte a loro, anche perché fino adesso quando chiamavi dicevano sì è tutto a posto, poi quando si arrivava nel posto trovavi il disastro assoluto. Pensate anche all'importanza di queste due ragazze che hanno capito l'importanza di capire qual è la verità del loro territorio, però si fa molto poco. Adesso fortunatamente abbiamo sentito che sono arrivati tanti soldi grazie anche alle Olimpiadi Milano-Cortina, allora si sono accorti anche di diversamente agili, lo dico perché è chiaro, è limpido, è recoaro, come si dice, ecco, e soprattutto non vorrei che però fosse strumentalizzato, dottoressa Gaston, perché è un periodo particolare, siamo in campagna elettorale e capite bene che la Mirella, che è molto attenta e sensibile a queste realtà, fa fatica delle volte a capire e dirsi ma adesso ti sei accorto che esistono, prima dov'eri, dove avremmo potuto fare anche dei passi avanti. Ecco, queste sono le due sorelle, dottoressa Alessia e Sara Gaston, che stanno girando il territorio e far capire anche la bellezza del territorio. Ecco, perché secondo lei la politica in generale è stata sempre molto assente rispetto alle fragilità? Eppure lo sapevano che ci sono queste realtà, molti genitori sono rimboccati le maniche, hanno aperto il dopo di noi, ecco, strutture che accolgono queste realtà. Lei ha parlato di questa struttura, ce ne sono altre fortunatamente, però quello che io le chiedo, dottoressa Gaston, è che io non devo essere fortunato ad essere su quel territorio, avere quel sindaco, quella struttura, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e qua siamo lontani anni luce. Anni luce. Prego. Anche perché poi noi guardiamo anche in vista delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi, noi parliamo di atleti di un livello alto, di atleti agonisti, ma cioè l'atleta agonista che arriva alle Paraolimpiadi è uno su tanti, come noi normodotati che arriviamo alle Olimpiadi, non è che tutti arriviamo nonostante la passione e le abilità, ma c'è tutto un sottofondo che è il grosso dei ragazzi con disabilità, ragazzi, adulti e bambini con disabilità intellettive, relazionali, che hanno assolutamente bisogno di avere uno spazio dove potersi esprimere. Allora, a me emoziona sempre molto coinvolgere questi ragazzi perché non hanno niente purtroppo, si basa sul volontariato. Io la risposta non gliela so dare alla sua domanda, però io vedo che quello che funziona principalmente per il buon cuore e la buona volontà delle persone che non sono dentro alla politica, che lo fanno perché hanno una passione, la passione che li accomuna. Io quando ero a Roma a fare il corso di formazione per fare l'istruttore di secondo grado di tennis, mi occupavo durante gli internazionali di tennis dello Young Village, dove facevamo giocare a tennis tutti i bambini delle scolaresche. E io sono passati tanti anni, ancora ricordo quando ho fatto a giocare a tennis Tommy, un ragazzo cieco, un ragazzino, faceva le medie immagino dall'età, no? E allora vedere questo ragazzino con la sua insegnante carina che gli spiegava tutto quello che accadeva, i suoi compagni giocavano a tennis e lui era là, veramente mi si è stretto il cuore. Sono andata a prenderlo, gli ho detto: Tommy, vuoi giocare a tennis? Magari, sono romana anch'io, per cui potrei scivolare anche in qualche frase romanesca. Allora ho iniziato dal fargli sentire la racchetta con le mani, la pallina, e mi fa: ma se tiro forte arriva fino al cielo? Gli ho detto: sì, arriva fino al cielo. Ho detto: ma insomma, alla fine l'ho messo io ovviamente dietro di lui che lo accompagnavo, e in questo Young Village venivano i campioni a palleggiare con i bambini, e quel giorno c'era la Svitolina che poi ha vinto gli internazionali, e io e Tommy abbiamo palleggiato con la Svitolina. Non le dico la commozione dei suoi insegnanti, ma la mia,
perché vedere la gioia di questo bambino è stata veramente una cosa che mi ha riempito il cuore. Perché si è sentito normale. È quello il problema, che loro vogliono sentirsi, certo, perché sono normali, loro non vedono il loro problema, siamo noi che glielo facciamo notare e vedere. Però, dottoressa, devo correre perché sennò le domande sono tante e non ce la faccio. Però il problema grande sono certe famiglie, ed è qua che volevo arrivare, che non accettano ancora questa fragilità, anzi la mettono all'angolo, non ce la fanno riprendere, non ci firmano le liberatorie. Allora io dico, ma il figlio normodotato ti va bene che lo riprenda, allora sei tu che metti all'angolo. Io vorrei veramente iniziare a parlare a questi genitori, a queste famiglie che ancora non capiscono che hanno tutto il diritto, questi ragazzi e ragazze, queste persone, che sono persone, di vivere la quotidianità che viviamo noi, e loro non devono impedircelo, perché i ragazzi vogliono questo, vogliono partecipare, essere presenti, ma chi se ne frega dell'agonismo? Io partecipo, io ci sono, è questo l'importanza. Ecco, a queste famiglie, a questi genitori cosa vorrebbe dire, dottoressa Gaston? Perché ne abbiamo ancora parecchi. Allora, secondo me la prima cosa è che il genitore fa fatica ad accettare il limite del figlio. Per cui alcune volte io ho visto esperienze anche con delle famiglie che sono venute a grado da noi, e la loro idea, allora, o c'è chi in qualche modo nega o nasconde questa difficoltà, nascondendo anche il ragazzo, precludendogli poi anche tante possibilità di sviluppo, di crescita, perché è vero che lo sport è bello, però lo sport ti fa crescere, ti affina nella relazione e ti affina, per cui tante famiglie purtroppo per cultura, per vergogna, come c'è ancora lo stigma delle difficoltà emotive, se una persona è depressa tende a nascondersi, se ha degli attacchi di panico è un po' una vergogna, è una questione, mi passi il termine, di ignoranza nel senso buono del termine, proprio di non conoscere che come una bronchite può accadere altro. Tornando al nostro argomento, le famiglie io vedo che passano o da una negazione nel senso di nascondere questi ragazzi e non farli fare delle attività anche per paura, o non portarli addirittura, non portarli, altre che per loro integrazione significa fiondarli in una realtà, nel gruppo di ragazzi che non hanno le stesse difficoltà, così, perché devono fare una vita normale. Ma includere non significa spingerli e buttarli nel mucchio, significa accompagnarli nella vita. L'inclusione non è semplicemente mettere il ragazzo con la sindrome di Down nel gruppo di ginnastica artistica piuttosto che danza e farlo ballare. No, perché va accompagnato per integrarsi secondo le sue abilità. Se noi gli chiediamo di fare 100 quando lui può fare 5, sarà frustrato, non verrà più. Se lui può arrivare a 5, è quello il nostro obiettivo. Ma secondo lei è proprio un retaggio culturale che ci portiamo dietro nonostante gli anni, oppure questo succede perché non c'è stato un supporto alla famiglia, ecco, un supporto veramente importante, specialmente dove ci sono queste problematiche? Perché prima del ragazzo bisogna far crescere i genitori, è la famiglia, è là che noi dobbiamo capire, perché è vero che noi abbiamo creato tante cose, dico la verità, che se non ci fosse stato il mondo del volontariato chissà quanti ragazzi sarebbero ancora chiusi a casa. Però il problema grande è lavorare sui genitori, questi genitori che ancora adesso, questi ragazzi che si comportano male, che sono sopra le righe, anche questi sono diversamente agili, perché si muovono in maniera sbagliata. E questi genitori dovrebbero capire chi è il loro figlio, come esce, con chi esce, chi frequenta, cos'è la sua vita, ma è il genitore che deve partecipare e parlare a questo ragazzo, che se tu riesci a entrare, questo ti dice tutto, però non si aprono più perché tanto chi è che mi ascolta, chi se ne frega, prego. Secondo me purtroppo adesso tante volte i genitori sono più adolescenti dei figli adolescenti, manca la figura di riferimento, non puoi essere amico del ragazzo, non puoi, la figura
autorevole ci vuole. Per crescere bene un adolescente ha bisogno di sapere che ci sono dei limiti e questi limiti li devono mettere i genitori. I genitori purtroppo sono troppo spesso assenti, e sia per i normodotati che per i diversamente dotati. Per cui il lavoro grosso va fatto con le famiglie, ma si fa fatica. Noi abbiamo, per carità, i servizi anche della nostra azienda sanitaria che lavorano molto bene nella disabilità, anche nell'inserimento lavorativo. Per carità, non siamo perfetti, però siamo anche molto fortunati rispetto ad altre realtà. Però manca molto. Io col fatto che la sede di questa cooperativa è il Friuli, mi rendo conto, è Grado, quindi il Friuli, mi rendo conto che ci sono più soldi in Friuli rispetto che in Veneto. Hanno più statuto anche speciale, hanno diverse possibilità, per cui le famiglie possono essere anche aiutate in modo diverso, no? Però noi possiamo avere anche 10.000 euro l'anno che ci dà il nostro comune, la nostra regione, ma se la famiglia non è educata e accompagnata a usare questo denaro e le risorse del territorio per favorire una crescita guidata di questi ragazzi, un'autonomia guidata. Noi abbiamo un progetto molto bello con la cooperativa La Zattera che stiamo mettendo in piedi, perché ci piacerebbe, nella residence ci sono case mobili, bungalow eccetera, a noi piacerebbe fare delle esperienze per favorire l'autonomia di questi ragazzi, come le esperienze nelle case che si fanno già e funzionano benissimo. Infatti, fare la stessa esperienza, riportarla in un contesto di vacanza turistico, dove questi 3-4 ragazzi, insieme a una persona che supervisiona, ovviamente un educatore che li accompagna in questo, e possono veramente sperimentare l'autonomia, dove si cucinano, dove possono scegliere stasera andiamo a mangiare la pizza al ristorante del villaggio, piuttosto che prendere le bici e avere anche le bici elettriche e le bici comunque adeguate per la disabilità delle persone che ci sono. Noi a Udine c'era un ragazzo, Willy, non mi ricordo in questo momento il cognome, che proprio è un nano, per cui ha creato tutta una serie di strumenti, di attrezzature, biciclette per la mobilità, e lavora molto sul Sentite cosa sentite questa mattina. Vede, dottoressa Gaston, io l'ho chiamata perché la mia idea è quella, e l'ho detto anche ai politici che spesso ospiti, anche sindaci, parlamentari, di aprire ancora una volta, riaprire le famose colonie, come si faceva una volta, dove noi mettiamo assieme queste realtà che riescono a capire l'importanza anche di quella che può essere una vacanza diversa dalla solita routine quotidiana, che per molti di loro, guardate, che è drammatica, perché non escono, non partecipano, però abbiamo bisogno di un supporto politico, perché anche economico, perché le famiglie non è che hanno la possibilità ed è la politica che può portare anche un supporto economico, anche perché abbiamo la fortuna di avere, come ha detto la dottoressa Gaston, che ringrazio, degli imprenditori importanti, anche lungimiranti. Se tu gli presenti un progetto buono, è importante farlo presentare da un amministratore, perché è là il nocciolo della questione. Presentato da chiunque non può funzionare, presentato da un amministratore ha un peso diverso. Perciò se noi riusciamo a far capire, di metterci assieme per un bene comune, che è la salute di queste realtà che abbiamo, ne abbiamo poche,
pochi, se non cerchiamo già di coccolare un po' quei pochi che abbiamo, inutile che poi ci lamentiamo, ma chi ha detto che sono tutti cattivi ragazzi e che non possiamo invece con una prevenzione fatta anche da persone competenti che li abbiamo, una dimostrazione la dottoressa Gaston, ecco, di metterli assieme, di cercare di tirarli fuori da questa spirale malefica che per loro che rovinerà la vita loro e delle famiglie. Questo è il problema che non si riesce a capire. Cosa ne pensa? Allora, dottoressa? le dico, io ho due nipoti, le figlie di mio fratello che hanno 14 e 15 anni, Eleonora e Beatrice. E io le coinvolgo, a parte che hanno dei genitori sensibili, attenti, per cui sì. Si lavora già bene. Si diciamo. lavora già bene, loro mi spianano la strada per questo. Però io li coinvolgo sempre in questo. Domenica ci siamo svegliati, c'è stato anche il cambio dell'ora, noi dovevamo essere alle 8 a Udine, per cui le lascio immaginare a che ora ci siamo svegliate. Sono due ragazze che vanno a scuola e quindi tutta la settimana hanno dei ritmi impegnativi. Ci siamo svegliate alle 5 insieme, sono venute con me a Udine, hanno lavorato con me perché abbiamo fatto giocare a tennis, poi ci sarà probabilmente qualche foto, qualche immagine della giornata che io vi ho girato. Anzi, le mettiamo già che così intanto che parla, vediamo, prego dottoressa. Ci sono foto sia della giornata di Udine che di quello che facciamo, ma loro, le due ragazze, mi aiutano anche a grado perché io non potrei da sola. Certo. Per cui loro sono molto, ecco, questa è la spiaggia dove Eleonora e Beatrice hanno lavorato tantissimo e mi hanno detto quando siamo andate via, zia, siccome poi a Udine era inclusivo ragazzi normodotati che partecipavano alle attività già quotidianamente e le persone con disabilità, mi hanno detto, zia, lo sai che mi diverto molto di più con i ragazzi che hanno dei problemi piuttosto che con gli altri. Allora, noi dobbiamo educare questi adolescenti anche inserendoli, facendogli vedere delle realtà che sono diverse rispetto allo sballarsi o alla quotidianità che vivono. Infatti, però sono le famiglie e io purtroppo sarò cattiva, ma torno sempre a responsabilizzare le famiglie, perché noi come volontariato, come istituzioni ci siamo, però se a monte la famiglia manca, non abbiamo di che lavorare. Però, dottoressa Gaston, quello che io vorrei anche coinvolgere sono anche le scuole, certo. Le scuole che devono partecipare, ad esempio i pomeriggi, come viene impiegato questo tempo. Sì. Non è che devo sempre fare didattica, devo anche imparare e capire cosa mi offre il mio territorio, come posso partecipare, come posso rendermi utile, ma è mai possibile che non riusciamo nel mondo del volontariato avere giovani, tutti sono in carenza di giovani, di associazioni, ci sarà pur qualcosa, è vero che ne abbiamo pochi, è vero che c'è una denatalità incredibile, ma anche è vero che quei pochi che abbiamo almeno cerchiamo di recuperarli, dottoressa. Cosa dice, prego? Assolutamente, e vanno recuperati come questi ragazzi che ci sono, intanto con lo sport per loro, prima cosa, perché gli ambienti sportivi comunque sono protettivi rispetto anche a molte trasgressioni extra, per cui un atleta difficilmente, se sa che domani mattina deve andare a fare il torneo di basket piuttosto che di tennis, difficilmente si sballa la sera prima, per cui è molto educativo, sono ambienti puliti anche se poi sono sporcati dal doping, ma meno male è una minima parte, ma vanno coinvolti in iniziative sane. Allora, quando conosci un ambiente sano sei meno attratto dallo sballo o dal bullismo. Io ieri sera mi sono guardata anche il film Il ragazzo dai pantaloni rosa e veramente sono realtà che ti fotografano purtroppo una gioventù che non ha riferimenti, non è colpa loro, non sono cattivi, ma se quando prendono un brutto voto a scuola il genitore se la prende col professore invece che con il ragazzo, casca al palco. Bisognerebbe veramente lavorare molto con le famiglie. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è molto significativo, questa carta d'identità a una bambina. Andiamo a vedere, andiamo a Treviso, precisamente a Spresiano. Metto gli occhiali.
Adesso dovrebbe partire il servizio. Non parte, ero in attesa che parta il servizio. Dottoressa Gaston, un'altra importante problematica è la sicurezza di questi ragazzi, perché ci mettono davanti una burocrazia che per portarli all'esterno delle scuole è l'assicurazione, il trasporto, ma è tutto vero oppure è più facile dire di no che di sì? Perché sì vuol dire impegnarti, vuol dire riuscire a capire come puoi fare per veramente far uscire questi ragazzi. Non si può fare sempre tutto e solo a scuola, questi ragazzi devono uscire. Devono diventare loro i protagonisti. Eccolo qua il servizio, poi lo commentiamo. Una nuvola di cappellini gialli, i bambini della scuola materna di Spresiano che nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia hanno consegnato la loro carta d'identità al sindaco per la firma di rito. Non un documento qualsiasi, ma il loro documento realizzato con le loro mani. Dovevano scegliere uno tra tutti i diritti e hanno scelto il diritto al nome. Sorpreso ed emozionato per questa scelta il primo cittadino, Marco Della Pietra. Perché ci tengono a essere parte di una comunità e riconosciuti all'interno della propria comunità. Credo che sia un messaggio davvero forte che questi bambini hanno dato non solo al sindaco di Spresiano, ma credo a tutta quanta la comunità. I bambini hanno creato insieme agli insegnanti la loro carta d'identità, dove hanno scritto il loro nome, il loro cognome, la loro data di nascita e il comune di nascita. Accanto a Marta Baldassarre la collega Paola Viola, insegnante della scuola dell'infanzia Bruno Pizzolato di Spresiano, racconta del percorso fatto fino ad arrivare a qui. I nostri bambini hanno 5 anni e per 3 anni abbiamo parlato loro dei diritti dell'infanzia, raccontato storie e cercato di sviluppare in loro proprio l'empatia e la vicinanza nei confronti dei bambini e delle persone comunque che hanno più bisogno di aiuto. Un documento, quello realizzato a scuola, hanno spiegato le insegnanti, perché i bambini possano, pur nella loro diversità, lingua, religione, colore della pelle, esercitare lo stesso diritto, quello di esistere. Ognuno di loro ha il diritto di esistere e visto che ha il diritto di esistere, ha il diritto anche ai suoi diritti. Proprio per questo abbiamo spiegato anche ai bambini che cosa sono i diritti, perché uno degli articoli più importanti di questa convenzione parla proprio di come i bambini debbano essere informati su quali siano i loro diritti. Beh, chi non conosce Paola Viola sapete che è molto vicina alla Mirella, ecco, ha delle associazioni, non solo una ma più associazioni, che cerca di far capire proprio il diritto di esistere, di essere bambino, di conoscere. Prego, come la vede dottoressa questo servizio che abbiamo visto? Una cosa bellissima. E è vero che i bambini hanno diritto di esistere, ma anche i ragazzi con disabilità hanno ancora più diritto di esistere, hanno bisogno di la carta d'identità. Cos'è? La nostra identità, fondamentalmente, no? E venirci riconosciuta la nostra identità è fondamentale, con i miei limiti, ma sono io, non sono diverso da te, ma non sono meno di te, sono io, siamo tutti unici e noi dobbiamo riuscire a tirare fuori il meglio di queste persone, assolutamente. Però anche lei, dottoressa, come dice, si sta spiegando giustamente, deve essere supportata, aiutata. Io ad esempio penso sia fondamentale il ruolo dei servizi sociali, che in molte realtà non funzionano. Non può essere che un servizio sociale mi chiuda venerdì alle 13. Ecco, dobbiamo cambiare un po' il sistema, ecco, questa privacy che loro mettono davanti per non dare i nomi e cognomi delle famiglie, dei ragazzi, perché così risolvono il problema con la privacy, con la burocrazia, ma non può funzionare così. Anche perché uno ti dice una cosa, poi senti un altro sindaco che te ne dice un'altra, no, non è proprio così, bisogna sedersi attorno a un tavolo e capire come si può aiutare, ma come ripeto, lo ripeto tutte le mattine, io non devo essere fortunato a vivere in quel territorio, devo avere quello che mi aspetta, il diritto di conoscere, di sapere. Ecco, anche qua, questi servizi sociali, dottoressa, che io faccio
faccio fatica a capire perché hanno poco personale, perché delle volte trovi delle persone che magari potrebbero ricoprire altri ruoli al posto di essere in quelle sedie, perché ci vuole anche una certa sensibilità, l'ascolto è fondamentale, la prima cosa che si dovrebbe fare, però manca tanto. Come mai siamo presi così male? È un momento di crisi. Noi ci siamo viste l'altra volta quando sono venuta a parlare dei disturbi alimentari nel post-pandemia. Noi speravamo che dopo la pandemia diventasse tutto più bello, saremo migliori, e invece purtroppo la pandemia ha scoperchiato una realtà, ha fatto emergere le fragilità della nostra realtà, e purtroppo i servizi, forse provati anche dall'esperienza della pandemia, non sono riusciti a rimettersi più in piedi e stiamo tutti arrancando. Avete sentito? Andiamo avanti per l'amore del nostro lavoro, però ci sono delle piccole cose che si potrebbero fare, servizi sociali che devono anche accoglierti nell'emergenza, non possono essere chiusi, parlo del comune, ovviamente, noi siamo sempre aperti in ULSS, non c'è problema, noi risolviamo anche le mancanze di altre che vedete che ci sono. Perché comunque è la motivazione, il piacere del nostro lavoro che ci porta anche ad andare oltre quello che dovrebbe essere il nostro e andare a coprire a mancanze di altri servizi. Non può il servizio sociale di un comune essere chiuso dal venerdì a mezzogiorno, dico un orario, fino al lunedì mattina. Esatto. La donna abusata, la donna che ha subito violenza, una situazione di emergenza, ovviamente rimane in ospedale, perché non è che li mandiamo in mezzo alla strada, però non è possibile che ci siano dei buchi così grossi. Poi è anche vero, dobbiamo lanciare anche una freccia a favore loro, che i comuni hanno poche risorse, per cui non è che possono fare dei miracoli con le poche risorse che hanno a disposizione. È anche vero però che qualche vanno usate meglio. Sì, però qualche sindaco ha detto, ed è stato anche onesto, forse dobbiamo pensare a fare qualche piazza in meno, qualche marciapiede in meno, e forse investire di più su quello che è meno visibile, che è il sociale, perché è tutto là il problema. Certo, assolutamente sì, ma il marciapiede si vede, il sociale lo vede solo la persona che è coinvolta, per cui se sul marciapiede è tutta la popolazione del comune che ci passa, la persona che ha una disabilità che chiede aiuto è una, due, vabbè, sono tante, ma rispetto al numero grande della popolazione sicuramente è un numero ristretto. Allora noi abbiamo pensato di fare, vediamo anche la locandina, questo è il giardino delle associazioni, ecco, perché diventerà proprio un giardino su un'area bellissima che abbiamo la fortuna di avere a Treviso. Chi dice che a Treviso non ci sono aree verdi, o veramente delle volte penso dove sta vivendo questa persona, perché tra Treviso e provincia di Treviso abbiamo delle zone magnifiche. Bellissimo. Ma soprattutto cercare di capire, ecco, di creare un villaggio delle associazioni dove i ragazzi possono rivolgersi, possono diventare protagonisti, perché io penso, dottoressa Gaston, che non li abbiamo, perché non li abbiamo fatti crescere diventando protagonisti, cioè imparando un po' alla volta, e poi sei tu che dirigi, che fai il direttore d'orchestra, perché loro vogliono questo, sbagliando magari, ma essendo anche protagonisti. Vediamo, ecco, la locandina, questo villaggio delle associazioni che parteciperà anche la cooperativa alla Zattera con la dottoressa Gaston, per cercare di arrivare a questi ragazzi che non abbiamo. Prego, dottoressa, quanto è importante anche riunire le associazioni? È fondamentale riunire le associazioni, e questo è stato un argomento anche della giornata dello sport inclusivo che abbiamo avuto a Udine, perché finita la dimostrazione e la possibilità di far provare le diverse discipline ai ragazzi, c'è stata due tavole rotonde, una per i politici e l'altra per i tecnici, per le associazioni. E è fondamentale che le associazioni si parlino e lavorino in rete.
E abbiamo creato gruppi, c'è una rete, stiamo creando la rete delle varie associazioni che si occupano in quel caso dello sport inclusivo, perché è fondamentale unirsi. Noi abbiamo, il nostro vicino di stand erano i canoisti di Monfalcone, che noi, Grado e Monfalcone, sono 10 minuti, non è tanto, noi non sapevamo neanche dell'esistenza né loro di noi e viceversa, e per cui già ci siamo trovati e abbiamo detto facciamo delle cose insieme, portiamo i ragazzi in canoa, li facciamo giocare a tennis, a basket, a calcio, e adesso ci troveremo, ma le associazioni, questi incontri non sono utili scusate, solo alla popolazione che ci conosce, ma noi per conoscerci, perché dobbiamo rigorosamente lavorare insieme. Se noi lavoriamo insieme, uniamo le nostre forze, veramente le cose possono migliorare e cambiare, assolutamente. In effetti questo villaggio delle associazioni noi vogliamo che diventi un villaggio itinerante, perché non spostarci e andare a trovare, ecco, la dottoressa su questa meravigliosa struttura che abbiamo. È questa, le associazioni che si muovono assieme per un bene comune, per cercare di dare risposte alle famiglie, ai ragazzi. Pensate a famiglie che non riescono per vari motivi a dare un po' di serenità, anche i costi che ci sono. Le associazioni hanno i pulmini, hanno i mezzi di trasporto, abbiamo associazioni importanti che possono fare questo. Abbiamo le assicurazioni, perché paghiamo le assicurazioni. Capite che c'è qualcuno che vuole mettere i paletti mettendo davanti la burocrazia. Se vogliamo, allora non è facile, però si risolve tutto. Perché se vogliamo trovare il problema per non fare, è molto facile trovarlo, no? Però noi i problemi li dobbiamo fare tutto in estrema sicurezza, ci mancherebbe altro, ma i problemi si affrontano e si risolvono, altrimenti non facciamo nulla. Noi abbiamo ospitato, perché a parte i soggiorni inclusivi eccetera e lo sport, il camp di tennis che faremo a maggio, noi facciamo durante tutto l'arco della stagione estiva a Grado, li abbiamo chiamate Sport and Fun Day, che sono delle giornate in cui questi ragazzi arrivano, delle associazioni con i pulmini, mi è venuto in mente perché e sono venuti anche da Vittorio Veneto, sono venuti a Grado con l'ANFAS di Vittorio Veneto, la cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto, sono venuti a trovarci, passano la giornata con noi provando tutte le attività e tornano a casa. Sono ancora le ragazze mi mandano i messaggi: Antonella, andiamo a mangiare fuori, perché sono delle esperienze. Ma provate a immaginare queste persone che non vivono innanzitutto in una località di mare, per cui già il fatto di andare al mare, salire sul pulmino è un viaggio, è un'esperienza meravigliosa. In canoa, come abbiamo visto dalle foto. In canoa, ma mi crede che in canoa erano impazziti tutti e era una cosa bellissima al vedere l'emozione. Poi l'acqua è bassa, per cui siamo in estrema sicurezza, ma per loro era come aver attraversato l'oceano con la canoa. Allora, dottoressa Gaston, ormai il tempo è terminato, come ci saluta, con quale massaggio vuole lasciarci? Allora, intanto vi saluto per ricordarci che abbiamo sul territorio anche un bravo atleta, Davide Nadai, che io conosco molto bene, che anni fa ha avuto la sfortuna di fare un incidente stradale e è stato amputato sotto il ginocchio la gamba. Questo è un ragazzo bellissimo, aveva poco più di 20 anni, con delle passioni che pensava che sarebbero poi tutte, si sarebbero concluse con l'incidente, invece gli si è aperto un mondo. Sono uscite anche le notizie, ha vinto la medaglia d'oro di sci agli Invictus Game in slalom gigante a Vancouver. Gli Invictus Game sono delle competizioni tra i veterani di guerra o comunque persone. Ma sono molto importanti. Ma sono molto importanti. Lui gareggia col gruppo sportivo paralimpico, per dire il cambio di mentalità. Lui, quando gli è accaduto l'incidente ci si prospettava la possibilità dello sport, lui diceva: io mai sciare con una gamba, voglio tutte e due le gambe. Sta vincendo di tutto, perché una volta l'ho sentito, era in Turchia con la pallavolo e è felice, per cui
tante volte gli ostacoli della vita ci aprono delle opportunità. Grazie anche allo sport. Grazie anche allo sport. Grazie alla dottoressa Antonella Grazie a lei, Gastò, Mirella. psicologa cooperativa La Zattera. Grazie pubblicità. Presento subito Emily e Sara, queste due ragazze studentesse che sono state accompagnate dalla loro insegnante Paola Manzan, che ringrazio, che è seduta qui anche con altri educatori. C'è un'altra ragazza, perché come vi avevo promesso io ho proprio il piacere di ospitare queste figure perché le ascoltiamo poco. Sono ragazzi che vivono una quotidianità anche un po' particolare, nel senso che sta passando un messaggio di paura, di attenzione che devono avere quando escono di casa, perché ci possono ritrovare certe figure maschili e anche femminili che possono nuocere alla loro quotidianità. Allora partirei da Emily. Allora Emily, è vero che c'è tutta questa paura in voi di uscire, di trovarvi, perché ci sono questi ragazzi, pochi, che ne combinano di tutte e di più, che però tutto sommato quelli bravi sono molto di più, sono bravi a scuola, si impegnano anche a casa, sono vicini anche al mondo delle fragilità. Come la vedi Emily? È proprio così oppure tu vuoi dire un'altra realtà? Beh, cioè secondo quella che è la mia esperienza è vero che ci sono dei momenti in cui è difficile pensare di poter uscire come ragazza, dico, da sola. Comunque è vero che, cioè, avendo avuto molte esperienze, è vero che secondo me ci sono molti ragazzi cattivi, come dici tu, cioè, mentre su quelli che comunque sono bravi, sì, però loro stanno nel loro. Quelli che invece tu con cui vieni a contatto più spesso sono quelli cattivi. Quindi... Ascolta Emily, è forse anche vero che però in un certo modo siete anche attratti da queste realtà, da questi ragazzi un po' sopra le righe, cioè ti incuriosiscono di più, vorresti forse anche a parlarci di più, a guardarli negli occhi, oppure da parte della figura femminile c'è ancora la paura di affrontare il sesso maschile, cioè fa ancora paura questo ragazzo, oppure tu ti senti alla stessa altezza, cioè non è che ci sia diversità, io sono come te. Avete coraggio di affrontarli? Sì, cioè non sento una paura nell'affrontare i ragazzi. Grande Emily, speravo tanto che dicessi questo. Vai Emily. Non mi incuriosisce questo stile, diciamo. Però sapresti affrontarlo? Sì. Senza problemi? Sì. Grande Emily. Sentiamo Sara, tu cosa dici? Avresti paura di affrontare questo ragazzo? Tu vedi questo gruppetto, 2, 3, vedi magari, perché noi siamo bravi a capire lo sguardo, l'occhiata che ci viene data, di andare là e dire ce l'hai con me, vuoi qualcosa da me, vuoi dirmi qualcosa? Oppure c'è sempre paura di affrontare il problema? Cioè dipende anche dal tipo di ragazzo che mi trovo davanti, però comunque sono una che affronta le cose molto facilmente, senza paura, senza problemi, quindi non avrei tanti problemi onestamente. Io dico sempre, Sara, che forse non è in quanto noi dobbiamo muoverci in questo, sì, dobbiamo appoggiarvi, però per fermare questi ragazzi, queste ragazze dovete essere voi che dovrete mettervi in prima linea ad affrontarli. La scuola vi può supportare, anche la famiglia se c'è può supportare, però a mio avviso siete voi che dovete fare un passo in là, indipendentemente di ragazza o ragazzo. Magari anche unirvi tra di voi, capire che se c'è un problema all'interno della scuola, non proprio all'interno, perché io so che la scuola è difficile che facciano questo, è dietro l'angolo che si prendono questo potere, ecco, come escono diventano altri ragazzi. Ecco, forse sarete in grado di gestire queste poche realtà che stanno un po' preoccupando anche noi, devo dire la verità, e cercare di fermarli? Beh, cioè il primo passo può venire da noi, però non è che possiamo cambiare la mentalità di un'altra persona così tanto, cioè... possiamo cambiare il modo in cui noi ci rapportiamo con questa persona, come la percepiamo, cioè se abbiamo paura o non abbiamo paura di affrontarla. Penso che possiamo fare questo. Però avresti voglia di giocarti questa carta, di affrontare il problema? Sì. Sì. Tu Sara? Anch'io vorrei provare comunque di giocare questa carta, comunque di affrontare tutti questi problemi che
succedono spesso anche. Allora io ringrazio queste ragazze, adesso andiamo a vedere un video che poi parleremo anche per capire dove qualcuno sta andando a parare, perché c'è stato veramente un altro problema molto grande e un doppio accoltellamento. Andiamo a vedere a Padova. La violenza all'alba nella pista da ballo che incomincia a svuotarsi. 2 giovani, un 24enne russo e un 30enne moldavo, sono rimasti feriti da alcune coltellate e sono stati soccorsi dalla polizia, intervenuta all'interno della discoteca Utopia di Via dei Colli a Padova dopo la chiamata di alcune ragazze che segnalavano una rissa. Il 24enne russo ha riportato una ferita al polso, mentre il 30enne moldavo alla schiena. La squadra mobile in queste ore sta cercando di ricostruire la dinamica, identificando e ascoltando gli altri clienti presenti nella discoteca al momento della violenza. Il questore Marco Dorisio ha disposto anche i controlli sul locale per una possibile sospensione della licenza. Ma quella alla discoteca Utopia di Brusegana non è stata l'unica violenza in città nel fine settimana. Le volanti alle 6 del mattino di domenica sono intervenute anche al portello per una rissa in strada. A scatenare tutto sarebbe stata la gelosia. 3 ragazze uscite con 3 ragazzi da un locale volevano allontanarsi con un altro gruppo di giovani e così è scattata la lite. All'arrivo della polizia tutti e 6 sono stati identificati e indagati per rissa. Si tratta di 6 giovani tra i 22 e i 28 anni, tutti padovani. Uno di loro ha riportato la rottura di un dente. Al vaglio del questore possibili misure di prevenzione personale. La violenza tra giovanissimi è sempre più frequente in città. Qualche giorno fa 6 minorenni sono stati denunciati dopo una rissa con spray al peperoncino nel tram. Una situazione che deve essere gestita, tuona l'opposizione in consiglio comunale. Io penso che sia giusto chiamare queste persone con i loro nomi. Delinquenti, sono dei giovani criminali che si organizzano con lo scopo di creare risse, con lo scopo di ritrovarsi per mettere a repentaglio anche la sicurezza dei residenti, dei cittadini e anche di tanti altri giovani purtroppo che magari vorrebbero vivere la città in modo sano e che invece si ritrovano molto spesso ad essere aggrediti da questi gruppi di delinquenti. È evidente che anche su questo il governo sta ampiamente facendo la sua parte con il DL Caivano. Noi a Padova non vogliamo che ci sia un'altra Caivano e quindi è necessario che anche l'amministrazione comunale adotti tutti quegli strumenti che ha a disposizione per intervenire. E siamo col sindaco di Casea Renzo Cararetto, che ringrazio, e siamo anche con Ginevra, un'altra ragazza. Sentiremo anche cosa ne pensa Ginevra di questa situazione. Io direi, prima di sentire il sindaco, vorrei sentire Ginevra, di rabbia. Ecco, io vedo molta rabbia nei ragazzi, è una violenza rabbiosa. Tu come la vedi, Ginevra, in merito anche a quello che hanno detto le tue compagne? Cosa vuoi aggiungere? Allora, diciamo che sì, si basa tutto sulla rabbia, solo che viene manifestata in una maniera troppo aggressiva, senza tenere conto anche delle altre persone, e tutti tendono ad essere molto egocentrici, pensare più a se stessi, sempre prima e poi agli altri. Vedo proprio un disinteresse totale in generale sulle persone. Senti Ginevra, in base a quello che ho chiesto prima alle tue compagne, se sarete in grado e avete voglia di fermare questi ragazzi, queste ragazze sopra le righe, perché voi siete molto di più, queste figure sono come numero molto inferiori a voi che vi comportate bene, che avete capito anche l'importanza di studiare, di partecipare, di vivere una quotidianità bella, una quotidianità dove può essere la musica, lo sport, l'arte, la cultura in generale. Ecco, quanto importante è riuscire anche a fermare questi ragazzi, perché è come un albero, se ci sono 2 o 3 mele o pere marce bisogna toglierle, perché sennò l'albero si guasta. Sarete in grado di fare questo e tu saresti capace anche di affrontare il problema se si presenta? Allora, personalmente sì, ma penso sia proprio questione di carattere. Anche se ci si mette in gruppo, sicuramente si potrebbe raggiungere alla fine un qualcosa per appunto alleggerire questa cosa qua. Però come ha detto Emily prima, non si può cambiare la mentalità di una persona. È molto difficile, però in qualche modo
come ha detto sempre Emily prima, bisogna imparare a staccarci da queste persone che sono alla fine tossiche e possono influire anche molto sulla quotidianità delle persone. Sindaco, lei ha sentito, era seduto, cosa dice di queste ragazze che di sicuro non hanno girato l'angolo? Alla domanda di Mirella, ma voi vi sentite pronte ad affrontare il problema, a parlarne assieme e anche affrontare questi ragazzi, questi ragazzi avvicinandoli, guardandoli negli occhi e capire, loro hanno parlato di mentalità, ma io faccio fatica a capire se hanno già una mentalità o se forse sono ragazzi di una fragilità unica. Prego, Sindaco. Beh, allora, buongiorno a tutti innanzi e grazie. Io credo che viviamo un periodo un po' storico per quanto riguarda insomma questa velocità di aggredirsi tra ragazzi. Non dobbiamo, secondo me, scaricare le colpe ai ragazzi, anzi io dico sempre che la colpa bisogna vederla molto più lontano da genitori prima di tutto, e poi anche da le istituzioni che devono essere sempre più rappresentative nelle situazioni. Cercare di dare delle colpe una volta accertato, ma che siano dei esempio per tutti gli altri, perché è difficile che il ragazzo o tra ragazzi riescano a risolvere il problema. Credo che c'è invece la volontà di tutti di poter parlarne e prevenire, che è indispensabile per i ragazzi avere un appoggio, essere ascoltati e trovare che però questi ragazzi stessi abbiano delle risposte. Perché se noi li ascoltiamo e poi però non siamo in grado di dare risposte, è difficile che ci sia una continuità e una tranquillità da parte sua loro di condividere sempre. Però poi c'è questa paura che viene percepita dal cittadino che si rivolge al sindaco e dice: sindaco, cosa sta succedendo? Io ho paura di uscire alle 5 del pomeriggio a portare anche l'immondizia, a fare un giro, perché ho paura di trovarmi questi ragazzi, ma non solo, ho paura anche di rimanere in casa per i furti che sentiamo, che non c'è più orario. Ecco, l'importanza anche di dare sicurezza a questo cittadino veramente che è un po' con le spalle al muro, perché il minore che delinque è un po' protetto, si cerca di dare più opportunità che castighi, diciamo così. Lei come la vede, sindaco? La vedo più o meno come hai detto, che ci sono più opportunità che castighi, bisogna anche dare qualche castigo per far capire agli altri che c'è un limite e che ognuno non ci si possa inventare di fare qualsiasi cosa, perché tanto insomma tutto sommato in qualche modo non è che abbia tanto da perdere. Bisogna cercare di incidere e purtroppo noi del territorio che siamo presenti, ci mettiamo la faccia, siamo lì, cerchiamo di condividere, contribuire e dare una mano, ma non abbiamo l'autorità per poter immanettarli. E dunque che le forze dell'ordine da parte dell'alto diano alle forze dell'ordine stesse una possibilità maggiore di poter intervenire. Questo credo che bisogna fare, perché con questo non vuol certo dire che bisogna fare chissà chi o i sceriffi della situazione. Bisogna cercare invece di sempre di più tutelare quei bravi che è il 90%. Ginevra, volevo chiederti, secondo te questi ragazzi, in generale, parlo di ragazzi, li vedete molto più piccoli rispetto a voi? Voi ragazzi, io vi sto guardando, a parte che siete bellissimi, io dico sempre che abbiamo una gioventù che è bellissima, però io vedo la fragilità nella figura del ragazzo, diciamo, diciottenne rispetto alla ragazza diciottenne. Voi siete molto più mature, io almeno la vedo così, e forse questo implica un po' le cose che a mio vedere loro vivono questa situazione. Vi vedono talmente belle, talmente pronte, talmente all'altezza della situazione, secondo me esplode anche questa rabbia,
perché non sono all'altezza della situazione, sono inferiori. Questo io gliel'ho detto a più di qualcuno, sai, ho detto sei proprio piccolino, devi crescere tesoro tanto, perché credi di essere chissà chi e invece non sei nessuno. Notate anche voi questa differenza a livello di età quando vi confrontate con loro? Allora, a livello di come si parla, di maturità, sì, ragazze sono più mature rispetto ai ragazzi. Però i ragazzi tendono a farsi vedere di più e almeno personalmente, per quelli che conosco, non vedo questa ammirazione nei confronti delle ragazze. Anzi, tendono molto a sminuirle e sentirsi loro più grandi e più maturi e più tutto. Non sono d'accordo, però. Però sminuendo tu capisci che dà importanza, no? Esattamente. È là il nocciolo grande, perché io ti sminuisco perché ti vedo che sei più grande, più forte e sei superiore a me e questo fa molta differenza, non c'è niente da fare, è un problema veramente che dobbiamo affrontare anche per quanto riguarda la sessualità. Ne parlate in scuola? Siete consapevoli che è giusto parlare anche di sessualità, di capire il rispetto del corpo umano e conoscere il corpo umano? Assolutamente sì, ne parliamo, sì, cioè comunque escono fuori discorsi ma non è che sono all'ordine del giorno. Cioè, se vengono fuori non c'è problema a parlarne, a discuterne, però sì. Vi interesserebbe l'argomento? Sì, a me personalmente sì. A te personalmente sì. Un'altra cosa che volevo chiederti, com'è la scuola a Ginevra, la scuola che tu frequenti, ecco, e soprattutto i gruppi che voi cercate anche di costruirvi, quei famosi gruppi, amici, amiche, ecco, e la discoteca è ancora un punto di riferimento oppure c'è più la piazza, c'è più la via, c'è più il bar dove vi trovate? Allora, nella scuola in cui mi trovo attualmente, rispetto a tutte le scuole che ho passato, mi trovo molto bene. Per la prima volta ho un rapporto sia con la classe che con gli insegnanti, d'accordo ovviamente. E poi per quanto riguarda il punto di riferimento, diciamo che le discoteche sono un po' più votate, ma più che altro vengono usate per dimenticarsi i problemi, così viene detto. Quindi non è proprio, cioè è un divertimento, ma non è quel divertimento sano, è quel divertimento per non pensare in pensieri generali, mentre le piazze molto meno rispetto a tempo fa, vabbè sì, posso parlare per quello che ho vissuto io. Per la paura diciamo che hanno creato queste piazze o perché è cambiato? No, è proprio cambiato in generale, sentito? Non c'è la paura in sé. Voi non vivete la paura, diciamo? No, io no, perché a parte che comunque vabbè, non è che esco tanto, ma se devo uscire, cioè, è proprio una questione di carattere, cioè, io non ho problemi ad affrontarmi con un'altra persona. Quindi, oltre alla scuola cosa fai di bello, Ginevra? Allora, faccio qualche lavoretto che mi tengo un po' impegnata e mi metto un po' di soldi da parte per diventare un po' più autonoma. E poi facevo sport, adesso non faccio più, però sì, purtroppo ho lasciato, ma... Hai lasciato, ma anche però il sindaco ha detto male, però lei ha anche aggiunto e ha detto che fa anche qualche lavoretto per diventare più autonoma. È vero che non avete voglia di fare niente, parlo in generale, Ginevra, sì, soprattutto sì. Non lavorare il sabato e la domenica, oppure è un falso problema? Allora, dipende in realtà. C'è una frazione che non ha voglia, ma c'è un'altra frazione che invece è molto propensa a lavorare. Per esempio io lavoro domenica pomeriggio, faccio 3 ore, per quanto non è molto impegnativo, però comunque ho la voglia di mettermi in gioco e ho la voglia proprio di lavorare. E poi appunto sempre sul fatto di sminuire le ragazze, i ragazzi adesso tendono tanto anche a lasciare scuola per andare a lavorare. È vero. Quindi un po' anche questo incide su questa cosa qua. E poi sì, ci sono assolutamente ragazzi e ragazze che non hanno minimamente voglia,
oppure c'è chi ha la volontà ma appunto gli manca la voglia. Perciò dobbiamo dividere, non fare di tutta un'erba un fascio, vedere che ragazzi sono. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto proprio Giannino Venerandi, che è il re delle discoteche nel territorio, per quanto riguarda proprio il divertimento in discoteca. Andiamo a sentire. Odissea discoteche. Venerandi. Gli ultimi dati che abbiamo in mano, rispecchiati proprio dalla provincia di Treviso, l'anno scorso 62 erano i morti, diciamo, in provincia e ben 15 con le due ruote. Cosa significa? Che ben il 25% è mancato con le due ruote. Un incidente mortale su 4 ha visto come vittima un centauro, e questo nonostante l'infinita serie di campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro l'alcol e stupefacenti per chi si mette al volante, ma anche l'uso del telefonino mentre si guida. Infatti oggi più che mai i motociclisti convivono quotidianamente con le disattenzioni dei conducenti di altri veicoli, e la caduta o l'impatto in corsa è la causa principale della mortalità sulle due ruote. Ecco perché da tempo è in atto una raccolta firme per una legge europea sull'utilizzo di tute airbag salvavita, che sabato 6 aprile approderà anche all'interno dell'Odissea di Spresiano. Gli incidenti, ripeto, ci sono sempre stati, ahimè ci sono ancora, ci battiamo da sempre perché questo diminuisca in maniera molto significativa. Un tempo erano i rottami delle auto incidentate fuori dalle discoteche, oggi è la raccolta firme per rendere obbligatorio un dispositivo salvavita sulle due ruote. Tra gli aderenti all'iniziativa anche il sindaco di Spresiano, mentre sono stati invitati tutti gli altri amministratori locali della Marca. Ringrazio, tanto per dire qui, che sia anche di esempio poi per tutte le discoteche, diciamo, dell'Adriatico, e volevo cogliere l'occasione per vedere anche se l'assessore, l'avvocato De Checchi di Treviso, il sindaco di Treviso quella sera possa venire qui in discoteca. Questo perché? Perché ci sentiamo in qualche modo inalberati. Ancora da settembre la città di Treviso ci aveva promesso di portare al Consiglio Comunale l'approvazione della mozione dell'obbligo airbag da portare a Bruxelles, da portare a Strasburgo, e sono 7 mesi che è calendarizzata, ma siamo sempre all'ultima ruota del carro. Ecco, Andrea Danno le manda a dire, sta aspettando questa risposta da parte del comune di Treviso. Ecco, non era il servizio che volevo, ma lo vediamo subito dopo delle discoteche di Venerandi. Sindaco, come commenta le parole di Andrea Danno del servizio, che ha visto l'importanza di partecipare perché fa un bene alla comunità, un bene comune questa raccolta firme? Io le commento positivamente, nel senso che quando si tratta tutti insieme di cercare di sensibilizzare, insomma, episodi che succedono, dobbiamo essere, come di solito siamo sempre, uniti per portarli a compimento il più veloce possibile. Perché è molto importante la partecipazione di tutti, dei sindaci in prima linea, visto che tutti i giorni siete veramente nelle cronache dei telegiornali e dei giornali per la sicurezza stradale. Allora andiamo a vedere anche Giannino Venerandi in merito alle discoteche. C'era una volta la febbre del sabato sera, quando ci si preparava per uscire con le compagnie verso la discoteca, che per qualcuno era una seconda casa, oppure un nuovo territorio dove tentare conquiste galanti. Non c'erano i telefonini, internet, al massimo il telefono a gettone per dire ai genitori che andava tutto bene e che a casa si tornava in macchina con gli amici. Oggi non è più così, o quasi. I cambiamenti sono sempre costanti nella società, mode si succedono e anche nel nostro mondo sono cambiati tante cose. Per esempio il ballo non è più proprio la priorità, oggi c'è l'aggregazione che persiste perché quello è un modo di stare assieme. Per questo tanti locali da ballo hanno chiuso, mentre chi continua è diventato un punto di incontro reale in un mondo giovanile sempre più virtuale, ma anche numericamente più scarso. Noi come locali abbiamo subito dei grossi cali negli ultimi 10-15 anni, frutto di cambiamenti appunto sociali. Una diminuzione anche delle nascite ha contribuito a quello che un tempo era per noi un modo per iniziare ad abituare i ragazzi a divertirsi anche in maniera sana, venendo alla domenica pomeriggio. Spazio oggi sconsolatamente scomparso, ma ancora vivo nei ricordi dei boomer e dei loro primi amori. Giovani di ieri che comunque si incrociano con i millennials e la generazione Z nelle strutture multisala. Parlando di questo tipo di locale, quindi un multisala, abbiamo delle proporzioni abbastanza equilibrate.
abbiamo una percentuale che oscilla tra il 20 e il 25% di giovani, lo stesso per gli amanti del mondo latino, lo stesso direi per quelli che frequentano le sale con la musica revival, e anche un altro 25% per chi apprezza la musica con l'orchestra. E se qualche edificio storico del divertimento sta diventando un supermercato o si è già trasformato in un condominio, per Giannino Venerani non vuol dire che la discoteca sia morta. Parlo proprio per la mia esperienza, non è morta e penso non morirà mai, perché è un modo per stare assieme con la musica, quindi abbiamo sicuramente meno clientela disponibile, però quella che viene si diverte ancora tanto. E siamo con Paola Manzano, non a caso ho messo questo servizio, visto che Paola, buongiorno, canta, fa veramente questa è una cultura importante, ma all'interno della scuola si parla anche di divertimento, perché delle volte un buon divertimento è anche una buona cultura, o sbaglio? La musica è cultura, poi alla fine il ballo è sport, è movimento. Ne parliamo sempre, direi, penso che le ragazze possano confermare, magari un po' più con i piccolini, perché lì facciamo proprio lezioni di musica, però facciamo anche un approccio strumentale, quindi che imparino a suonare uno strumento. Giusto ieri mi hanno composto la musica per la prossima canzone e quindi spero che anche prossimamente possiamo farla sentire a tutti, per cui lì sicuramente la musica e l'arte in generale deve essere divertimento, ma deve far parte del quotidiano di tutti e dei ragazzi in primis. Paola Manzano, cos'è il divertimento all'interno di una scuola? Perché anche la scuola deve divertire, non deve annoiare, deve intrigarti, è difficile, però dovrebbe essere così, una scuola che mi intriga. Eppure i ragazzi l'hanno dimostrato nella pandemia. Chi avrebbe mai immaginato di trovarli seduti nei marciapiedi della scuola, perché mancava questo posto di aggregazione, come è stato detto. Prego Paola. Allora, sicuramente deve essere un punto di aggregazione, come hai detto, di collaborazione, quindi l'intrigare, che mi piace come termine che utilizzi spesso, mi piace molto perché spiega molto bene, rende l'idea, è proprio quello di far fare anche molto a loro. Cioè, da tempo ormai la scuola è diventata l'insegnante da una parte, l'alunno dall'altra, ti spiego delle cose, tu ricevi. Invece se noi andiamo nel significato vero di educare, e da latino educo, devo tirar fuori, duco, tirar fuori dall'altro, da chi ho davanti, quindi da questi ragazzi noi dobbiamo tirar fuori quello che già hanno dentro, lavorarci assieme e far sì che poi questo diventi il loro bagaglio culturale. Quindi non dobbiamo sentirci diversi, divisi, no? Ma dobbiamo lavorare assieme e far lavorare loro assieme, perché amano il lavoro in gruppo, ricercare, trovare delle spiegazioni. Io vedo questo lo stimolano, ma è anche normale che sia questo lo stimolo principale. Sindaco Cararetto, io sono stata invitata in diversi istituti, uno dei quali alla fine una ragazza, finalmente che l'hanno fatta parlare, ho detto io, ha detto: io mi rivolgo ai miei insegnanti e dovete ascoltarci di più, perché ognuno di noi è un qualcosa di diverso. Siamo diversi uno dall'altro e voi dovete ascoltarci di più e capire chi avete di fronte. Condivide, perché anche lei spesso si trova poi a confrontarsi con questi ragazzi anche sopra le righe, questi genitori che nonostante anche l'evidenza difendono l'indifendibile. Ecco, come trova questo rapporto tra lei, diversamente anche giovane, rispetto a questi ragazzini che ha di fronte? Bisogna dirlo tranquillamente. Anche se frequentavamo anche noi, esatto, però è un mondo diverso, questo ragazzo che si chiude molto, che non si fida neppure di parlare, sa di aver commesso anche una cosa grave, ma in qualche modo sa che qualcuno lo proteggerà, lo difenderà, può essere la famiglia, può essere anche la legge. Noi, almeno nel nostro istituto, stiamo facendo un progetto sulla legalità, parlando un po', insomma, attraverso l'età, dando degli indirizzi, delle modalità di apprendimento per quanto riguarda quello che succede, ma proprio ieri ne parlavo un po' assieme a loro, pensa di quinta elementare,
dove si diceva che bisogna insistere sempre di più con il dialogo, che probabilmente un po' manca. Il dialogo in famiglia, con i genitori, con i nonni, insomma, con i professori stessi, eccetera, di dialogare di più per affrontare problemini che magari tante volte loro se li trovano, ma non hanno un po' questa velocità di raccontarli, perché pensano magari che non vengano accettati da parte delle stesse persone che fra l'altro loro possono averle come parte più di fiducia. E dunque io dico sempre che secondo me la base è il dialogo, perché qualsiasi cosa parlando probabilmente si trova una soluzione. Se te la tieni dentro è difficile che poi questa possa risolversi. Il problema è, Sindaco, che lei lancia dei messaggi importanti, però bisogna vedere se la famiglia lo recepisce, perché poi alla fine è là che dobbiamo andare a parare. Ma l'intelligenza dei giovani fa sì a scatenare la reazione anche sui genitori che magari sono un po' assenti, perché sono loro la nostra possibilità di dialogo per trovare la soluzione. È quella persona intermedia che fa capire alla persona più anziana e meno giovane che ci si può adottare diversamente. Quando si è a tavola bisogna che i giovani comincino a spegnere o lasciare da parte il telefonino, magari la TV qualche volta, ma avere la possibilità di scherzare e dialogare di più. Allora, Sindaco, io la ringrazio per queste parole, ringrazio anche Paola Manzan, se volete accomodarvi nelle sedie, perché adesso richiamiamo Evelyn e Ginevra, perché ne ho 2 posti, venite qua, perché come avevo detto volevo chiudere con voi. Grazie. Sindaco, grazie Paola, se volete accomodarvi voi venite qua, perché è un cambio importante, è un cambio generazionale, lo chiamo io. Venite ragazzi vicino alla Mirella, bravissime. Allora, partiamo proprio da Evelyn. Hai sentito sia la tua insegnante che il sindaco, abbiamo sentito anche delle interviste, la tua compagna. Alla fine, vi interessa veramente questa partecipazione che si sta cercando di fare anche con voi, di essere ascoltati? Ad esempio questa ragazza che ha detto ci ascoltate poco, è vero che vi ascoltiamo poco, che avete tante cose da raccontarci, Evelyn? Sì, è vero, cioè, possiamo sentirci così, ma vi potete sentire così anche voi dall'altra parte, nel senso che essendo 2 generazioni diverse e poi che ognuno ha anche il suo carattere, a volte è difficile venirsi incontro e capire le necessità l'uno dell'altro, quindi è da parte un po' di tutti che tutti si possono sentire non ascoltati. È importante avere una scuola degli insegnanti invece che ascoltano, e soprattutto, Evelyn, chi non ha la fortuna di avere una famiglia tradizionale. Ecco, io ho parlato con un ragazzo, lo dico a Evelyn, ma anche a Ginevra, che quando io gli ho detto vai a casa, perché era un po' sopra le righe, un po' tantino anche per me, gli ho detto vai a casa, e lui mi ha guardato e mi ha detto quale casa, Mirella? Ho 2 papà, ho 2 mamme, 4 fratelli, non ci conosciamo, non ci vogliamo bene, ecco, perciò io non ho nessuna voglia di andare a casa. Quanto importante è la famiglia, Evelyn, e poi sentiamo anche Ginevra, sapere che è un punto di riferimento sicuro, che hai dei genitori, dei fratelli che ti ascoltano, poi hai la fortuna di avere anche dei nonni, prego. Beh, venendo da una famiglia che appunto non è tradizionale, direi che è importante, però bisogna anche imparare ad adattarsi alla situazione, cioè bisogna anche capire le scelte di tutta la famiglia, non bloccarsi alle proprie necessità, perché spesso ci si trova in situazioni diverse e bisogna semplicemente imparare cos'è meglio per tutti, come gestire al meglio la situazione per tutti. Senti Evelyn, ma quando una famiglia, 2 genitori si separano per vari motivi, come hai detto tu, è importante anche coinvolgere i figli, cioè questo modificare la quotidianità assieme ai figli, metterli partecipi di quello che sta accadendo, oppure è meglio essere informati dopo? Come la vedi, Evelyn? No, è molto meglio rendere i figli partecipi, perché comunque è una decisione che poi con cui conviveranno per un lungo periodo, per sempre, insomma, quindi non vedo perché non bisognerebbe
renderli partecipi. È sempre un dispiacere vedere due genitori che si lasciano per voi? No, bisogna conoscere la situazione. È ovvio che passare da un certo ambiente familiare a un altro è sempre difficile, però potrebbe essere a volte la scelta migliore come la scelta peggiore, cioè dipende da caso in caso. Sentiamo anche Ginevra, tu come commenti quello che ho detto, le parole essere coinvolti, partecipare alla famiglia, perché anche voi siete la famiglia, condividere i sì e i no, i perché? Allora sì, sono d'accordo che bisogna mettere al corrente anche il figlio, ovviamente cioè, quando ha un'età in cui può capire ovviamente. Poi comunque anch'io vengo da una famiglia non tradizionale e diciamo che la famiglia fa tanto la persona, cioè influisce molto e condiziona in generale comportamenti e anche il modo di pensare e vedere le cose. E poi sì. La confidenza viene più spontanea con la mamma o col papà? E parlare di sesso, ne parlate più volentieri con la mamma o col papà, con i fratelli, con i nonni, oppure siamo ancora molto divisi, è ancora un po' difficile parlare di queste cose? Allora, io mi confido molto con mia mamma e anche, cioè, in generale non ho problemi a parlarci perché comunque è quasi come un'amica per me alla fine. Ovviamente rimane il rispetto per la persona e la figura che ha nei miei confronti, però non ho problemi, non mi imbarazzo a parlare di certi argomenti con lei. Quindi più si ha confidenza con i genitori, più secondo me si vive anche meglio e si capiscono più cose, perché comunque vedere il punto di vista anche del genitore, quando per esempio si ha un problema, se non si ha una certa confidenza col genitore, come si diceva anche prima, si tende a tenere tutto dentro e poi finisci che stai male più di quanto lo stavi già prima, cioè eri già prima. Evelyn, è questa però figura femminile che emerge sempre, la mamma, questa figura femminile perché mi capisce di più, ho più un rapporto diretto, meno conflittuale e anche un po' più, diciamo, libero, è vero? Oppure anche la figura maschile è allo stesso livello? Beh, da figlia femmina io penso che tra figlia e mamma ci sia quel legame che forse con un padre non puoi avere, anche essendo entrambi donne, ci sono certe esperienze che le devi magari aver vissuto per poterle capire, però anche la figura del padre è molto importante in una famiglia e può essere quello sempre un punto di riferimento. Poi forse è vero che figlie e madri sono anche un po' più legate, proprio per quello che ho detto prima. Quindi. E la figura del nonno, questa figura molto importante che ha la fortuna di averlo, come la vedete? Ecco, rientra in questa sfera che voi familiare conoscete, vivete, tu hai nonni? Sì, mio nonno è venuto a mancare, però era una figura molto importante, anche mia nonna ovviamente, però come noi sappiamo i nostri nonni hanno vissuto tanto, hanno un occhio esperto su certe cose che noi forse non possiamo ancora capire, quindi ascoltare un consiglio di una persona più anziana è sempre... Tu li vai a trovare, li andavi a trovare, hai un rapporto anche molto intimo con loro oppure un rapporto ancora un po' lontano? No, un rapporto molto intimo, sì, da quando sono piccola ho sempre trascorso molto tempo a casa dei miei nonni. E come ti senti quando sei coi nonni, parli coi nonni? Ti senti protetta, ti senti, stai bene? Sì, mi sento un po' bambina perché andare lì e... mi vengono offerti i dolcetti, caramelle, la nonna che ti dice mangia, che devi mettere su peso. Queste coccole che fanno piacere, anche se si cresce. Sì. Sono piacevoli le coccole, fanno bene. Tu vai a trovare i nonni, li hai? Io ho solo una nonna, che è materna. Diciamo che, allora, con mio nonno ci ho vissuto un po', poi è venuto a mancare. E con mia nonna diciamo che è stata una seconda mamma per me, quindi fin da piccola, cioè sono cresciuta con lei, anche adesso vado spesso a trovarla, ripeto, è come proprio una seconda casa perché è sempre pronta ad ospitarmi e diciamo che a volte quando parliamo sì, mi sento ascoltata e mi sento anche capita e aiutata.
Diciamo che certe volte però tende un po' a capire pane per polenta, comunque non capisci, quindi mi fa un po' nervosire, però per il resto comunque le però voglio lo molto dici bene. sorridendo. Sì, allora, sì. visto che siamo in chiusura, vediamo come salutate tutti i nonni che sono a casa, che magari non hanno la fortuna di avere un nipote. Ecco, come li saluti i nonni che ti stanno guardando? Beh, sicuramente anche se non si ha un nipote di sangue si può avere sempre una persona da ritenere come tale, anche se appunto non è di famiglia, però ma come l'amicizia in generale, se ci si affeziona a una persona diventa talmente intima che poi diventa proprio parte della famiglia. Allora dite ciao nonni. Ciao nonni. Ciao nonni, veramente un grande abbraccio da tutti noi, grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a tutti voi, oggi vi presentiamo dei bastoncini al formaggio, un antipastino divertente e sfizioso. Per questa ricetta useremo della farina, del parmigiano reggiano, un paio di uova, del burro, sale e pepe e un po' di panna. La base di partenza per l'esecuzione è uguale alla pasta frolla, quindi prenderemo la nostra farina, andremo ad aggiungere un uovo intero ed dell'altro uovo useremo solo il tuorlo. Ci uniremo 2 cucchiaiate di parmigiano, un pochino di pepe macinato, un pizzico di sale, perché comunque è un piatto salato, ed il burro che avremo tagliato a tocchetti e lasciato intiepidire a temperatura ambiente, in modo che sia morbido da lavorare. Iniziamo piano piano a impastare il tutto e quando avremo impastato quasi omogeneamente aggiungeremo un po' di succo di limone. L'impasto è quasi pronto, ora aggiungiamo 2 gocce di succo di limone, terminiamo di impastare il tutto e lo lasceremo riposare una decina di minuti in frigorifero. Come potete notare dalla pressione, è un impasto che assomiglia come corposità alla pasta frolla. Ecco, amalgamiamo bene il succo di limone, mettiamo il tutto in frigorifero affinché il burro si indurisca un pochino e poi dopo andremo a formare i nostri bastoncini di formaggio. Ecco, abbiamo lasciato riposare il panetto in frigo. Ora ne prendiamo un pezzettino e formiamo dei salamini come quando facciamo gnocchi di patate. Piccolini, che andremo a tagliare a una lunghezza di circa 5-6 cm l'uno. A questo punto, con l'aiuto di un po' di uovo sbattuto e di un pennellino, andiamo ad ungerli e poi li passeremo nel parmigiano grattugiato, li spianeremo ancora un pochino, vedete? Praticamente li impaniamo. Fatto questo possiamo metterli in forno a 200 gradi per una decina di minuti, sia lasciandoli così, sia piegandoli un po' a forma di ferro di cavallo e li lasciamo in forno fin tanto che non creeranno la crosticina e saranno ben dorati. E dopo vi faremo vedere il risultato finale. I nostri bastoncini al formaggio si sono ben dorati ed ora non ci resta altro che poggiarli sul nostro piatto di portata e andare a gustarcelo come antipastino sfizioso oppure un piattino per un pomeriggio
in compagnia. Ecco a voi.